Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Wow, vai veloce tu. Chi ha parlato? Sono la Digital Radio. Ah, proprio te cercavo. Senti, non capisco assolutamente niente di questa cosa del DAB. Analogico che non sei altro. Il DAB è il sistema digitale per ascoltare la radio con il suono perfetto. Capito? Finalmente tutte le radio in vendita hanno il sistema DAB Plus per l'ascolto digitale, in auto e in casa. Ascolta le tue radio preferite con la Digital Radio, quella del suono perfetto. Dibidi dobidi DAB. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un grosso abbraccio a tutti quanti da Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, bevo e canto all'italiana, dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana, dai Longobardi al 2000, insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di alcuni vini. Buon ascolto! Ogni sabato dalle 14:30, solo su RPL, la tua radio. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 5 ottobre, vediamo subito come al solito le agenzie di stampa, ricordandovi il nostro sito radiorpl.it. Da lì partite per esplorare tutto il panorama, il palinsesto, i podcast, l'ascolto della radio e come ascoltarci e i contatti e il come sostenerci naturalmente. radiorpl.it per farvi un panorama completo sulla radio e sulla giornata anche di oggi, intanto di oggi sul palinsesto e soprattutto per avere un'idea appunto di come ascoltarci con gli strumenti e le possibilità, dalla radio digitale agli smartphone, al desktop, a Amazon Alexa sull'auto, Android Auto e Apple CarPlay, e la diretta YouTube e Facebook, dove potete vedere anche le pagine dei quotidiani che stiamo sfogliando e le agenzie di stampa che stiamo consultando, come l'apertura dell'Ansa di stamani sulla vicenda Juve-Napoli. È scontro totale, il match non si gioca, è caos. Doveva essere il big match della terza giornata della Serie A, è diventato il casus belli del calcio sul fronte Covid. Juve-Napoli non si gioca, la squadra di Gattuso ha dato seguito allo stop imposto dalla ASL di Napoli dopo i 2 positivi. Niente trasferta a Torino, si apre però un fronte di battaglia con la Lega Calcio, uno scontro più ampio, governo compreso, il punto sulla querela relativa alle competenze, chi deve decidere cosa, lo ha messo il Comitato Tecnico Scientifico, che ha richiamato gli obblighi di legge per il contenimento del contagio dal virus, ribadendo la responsabilità della ASL competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori, del medico competente per gli altri lavoratori. Dunque le autorità sanitarie di Napoli
Alla luce del boom di contagi in regione hanno fatto il loro dovere. Anche il ministro della Salute, Speranza, aveva detto è già deciso che non si gioca. Parliamo troppo di calcio, pensiamo di più alla scuola, la priorità è la salute. Sottolineando che in questo momento di nuovo critico, guardando ai numeri della pandemia, se dobbiamo rischiare facciamolo per gli studenti e non per gli stadi. Per il calcio le regole già varate, con l'ok del Comitato Tecnico Scientifico, non sono derogabili. Con 2 positivi nel gruppo, squadra e resto dei tamponi ok a 48 ore dal match, si deve giocare. Infatti, nonostante il Napoli abbia ricevuto una nuova lettera della ASL che confermava il divieto alla trasferta a Torino per arginare il pericolo di un eventuale focolaio, non è arrivata la sperata apertura, nessun rinvio, la partita si può e si deve giocare, il protocollo prevede regole certe non derogabili, ha ribadito la Lega Calcio, che consentono la disputa delle partite di campionato pur in caso di positività. Il precedente rischia di mettere tutti contro tutti, autorità sanitarie che devono contenere i contagi e applicare le restrizioni previste, e il calcio che pensava di avere il suo regolamento da osservare, ora si trova a fare i conti con un ostacolo imprevisto. Bisogna far prevalere l'interesse superiore della salute, ha detto il ministro dello sport Spadafora, che aveva già previsto di incontrare Federazione e Lega Calcio, occasione per provare a rimettere un po' d'ordine e ribadire l'impegno del governo a tutela del mondo dello sport. Il braccio di ferro si potrà riproporre se altre squadre si dovessero trovare nella situazione del Napoli, che non presentandosi allo stadio va incontro alla sconfitta a tavolino, ma apre la strada ai ricorsi già annunciati che dalle sedi sportive potrebbero approdare nei tribunali ordinari. Questa è l'apertura dell'agenzia ANSA di stamani. E poi Trump, uscito a sorpresa in auto dall'ospedale, aveva annunciato in video la visita a sorpresa ai fan, intanto continua a migliorare secondo il nuovo bollettino medico sulle sue condizioni. Contagi in calo in Italia, ma si va verso l'obbligo di mascherine anche all'aperto, orientamento del governo, ma decisione dopo confronto in Parlamento. Tra le ipotesi, lo stop del governo a norme regionali più soft. Calano i contagi, più 2.578, giù i morti, meno tamponi. Ci sarà un passaggio parlamentare martedì. La stretta su feste e cerimonie, a Latina boom di casi, la ASL raccomanda uscire solo se necessario. E poi c'è la polemica a Milano, il sindaco Sala: come cittadino non mi sento tutelato da Gallera, ha detto. Il sindaco continua fra Regione Lombardia e Comune di Milano lo scambio di accuse sui vaccini anti-influenzali. Da Gallera non mi sento tutelato come cittadino lombardo, ha detto il sindaco di Milano Sala. Le affermazioni di Gallera sono ridicole, le fa uno che ha fatto politica senza che nessuno se ne accorgesse per un sacco di anni. Nel momento in cui ha avuto visibilità mediatica ha pensato di candidarsi per fare il sindaco, nel mezzo di una pandemia ha rincarato Sala. Sul tema dei vaccini anti-influenzali andiamo alla sostanza, vorrei che confutassero la mia affermazione che in questo momento la sanità lombarda sta dicendo ai medici del privato convenzionato che si devono arrangiare. Prego di confutare questa affermazione, perché se è così ricorderei loro che li abbiamo chiamati eroi solo pochi mesi fa. Adesso gli diciamo arrangiatevi con i vaccini. Poi andiamo a vedere come hanno fatto le gare deserte per i vaccini, che qualcosa non va è assolutamente certo, per cui non è che stiamo facendo politica. Se volessi fare campagna elettorale mi sarei già ricandidato. Il tema è che stiamo pensando alla salute dei lombardi. Ha replicato Gallera: ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili. L'assessore ha parlato di una cosa agghiacciante, di una mossa elettorale, quella di dare i vaccini ai dipendenti comunali sani, sottraendogli agli anziani, ai malati di tumore, alle donne incinte. Tutto questo per ottenere il consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo. L'operato mio e di Regione Lombardia, nella più grande pandemia dal dopoguerra che ha travolto la nostra regione, verrà giudicato dalla storia e dagli elettori. Quello che è certo è che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del sindaco Sala, che verrà ricordato, ha detto Gallera, per le magliette "Milano non si ferma" e per gli aperitivi sui Navigli mentre si riempivano le terapie intensive, per aver mandato in ferie i vigili urbani durante il lockdown. Capisco che veder crollare la propria immagine di uomo del fare e di successo sia molto doloroso, ha concluso Gallera, al punto di decidere di non ricandidarsi per paura di perdere le elezioni. Ma il momento ancora critico e delicato per la salute dei nostri concittadini, sarebbe necessaria una costruttiva collaborazione istituzionale.
Non la si può pretendere da chi nella vita non ha mai agito con spirito di servizio, ma solo per vanità e per ambizione personale. Così Gallera. Lo scontro è sui vaccini anti-influenzali ed era stato messo in pista lo scontro dalla vice sindaca, assessore alla sicurezza Anna Scavuzzo, che sulla sua pagina Facebook ha annunciato che Regione Lombardia non dà i vaccini al Comune di Milano. A scatenare l'indignazione della Scavuzzo una mail in cui al Comune viene precisato che non saranno disponibili dosi di vaccino per convenzioni extra categorie fragili, in questo caso per migliaia di dipendenti del Comune, come l'amministrazione aveva chiesto. Così anche l'agenzia ANSA. E poi recuperati 5 corpi in Liguria, è allerta per la piena del Po. I vigili del fuoco parlano di situazione risolta a Vievola. Sabato in poche ore è caduta la pioggia di 6 mesi. Il nord-ovest devastato, particolarmente colpito il Piemonte, ingenti danni anche in Val d'Aosta e in Liguria. E poi 35 milioni di casi di coronavirus nel mondo, scrive ancora l'agenzia ANSA. E il caso di Angela Maraventano, la frase sulla mafia, infelice dettata dalla rabbia, la dichiarazione shock non c'è più la mafia di un tempo. È stata una frase infelice, dice l'ex senatrice leghista, ex vice sindaco di Lampedusa Angela Maraventano, dettata dalla rabbia e dal momento terribile che sta vivendo il nostro paese. Mi sono sempre battuta contro tutte le mafie, a cominciare da quella nigeriana, ha detto Maraventano, dopo le polemiche seguite al suo intervento a Catania dal palco della manifestazione a sostegno di Salvini sul fatto che non esiste più la mafia sensibile e coraggiosa di un tempo. Ho voluto solo scuotere le coscienze della gente sul fatto che stiamo assistendo a un'invasione da parte dei migranti con un governo complice, ma tutto questo non vuol dire certamente che sono a favore della mafia. Per me parla la mia storia, dice Maraventano, e così riporta l'agenzia ANSA. Morto lo stilista Kenzo per coronavirus, aveva 81 anni, primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi. E poi in arrivo una Norma Willy, il ragazzo morto ammazzato a Colleferro. La famiglia dice ci basta la giustizia, misure in arrivo col nuovo decreto sicurezza e multe più salate. Ballottaggi in 9 capoluoghi, alle 23 l'affluenza del 39,03%, 67 i comuni con più di 15.000 abitanti che non avendo eletto il sindaco al primo turno erano chiamati nuovamente alle urne. Poi dal Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio: ho rifiutato il ministero e sopportato bugie, anche da chi grazie a mio padre oggi è in posizione importante, ha scritto sul blog, ma questo lo vediamo dopo. Mentre lasciamo l'agenzia ANSA e diamo un'occhiata rapida anche alla dnkronos.com, poi andiamo naturalmente ai quotidiani. C'è anche una lunga chiacchierata di Annalisa Chirico con Matteo Salvini sul Foglio di oggi. Il primo piano della DN Cronos sul Covid verso l'obbligo di mascherina in tutto il paese. A quanto si apprende da fonti di governo sembra che sia questa l'intenzione dell'esecutivo emersa nel corso di un vertice a Palazzo Chigi. Si va verso l'obbligo di mascherina in tutta Italia. Sembra questa l'intenzione del governo. Dopo il vertice domenicale, domenica sera, ieri, a Palazzo Chigi col Premier Conte e i capi delegazione di maggioranza. La proposta avanzata dal ministro Speranza verrà portata in Parlamento e poi inserita nel DPCM, forse mercoledì o martedì. Non sarebbe stata presa invece alcuna decisione sulla questione della riduzione degli orari dei locali della movida e dei ristoranti. Per quanto riguarda la partecipazione a eventi, il limite dovrebbe rimanere invariato, con 1.000 partecipanti all'aperto, 200 al chiuso, così anticipa la DN Cronos. Andrea Agnelli, De Laurentiis mi ha chiesto il rinvio, la Juve rispetta le regole. Sulla questione del match Juve-Napoli, il presidente del Napoli, De Laurentiis, mi ha scritto un messaggio: rimandiamo la partita. Gli ho risposto che la Juve si attiene ai regolamenti. Primo errore, se non ci atteniamo ai regolamenti, è da cittadini e non da sportivi, dice il presidente della Juve Andrea Agnelli. Sulla sfida Juve-Napoli, il Napoli, dopo i casi di positività di Zelinski ed Elmas, non è partito per Torino. Con i bianconeri allo stadio, l'arbitro ha dichiarato chiusa la partita dopo 45 minuti di attesa. Ci sono protocolli molto chiari per le situazioni come quelle che stiamo vivendo. In caso di positività nel gruppo squadra si applica il protocollo della Federazione Gioco Calcio, si sa cosa si deve fare. È stato un lavoro molto importante svolto dalla Federazione col Ministero della Salute, sentito il Comitato Tecnico Scientifico.
Noi abbiamo rispettato il protocollo. Dopo i 2 casi di positività nello staff ci siamo isolati per venire qui oggi a giocare la partita. Il protocollo è stato studiato dalla federazione col governo, visto che rimanda a una circolare del Ministero della Salute. Il documento è vivo in base alle casistiche che si verificano, la priorità è la tutela della salute, l'importante è lo spirito di lealtà, aggiunge ancora il presidente della Juve. Se il protocollo sarà questo, sarà perfezionato, ci atterremo a questo, se sarà un altro ci atterremo ad un altro. La Juve rispetta le regole, insomma. Mentre sempre da DN Kronos, Trump ora vi faccio una sorpresa ed esce in auto dall'ospedale. Con questo lasciamo anche la DN Kronos e andiamo a dare un'occhiata alla pagina Facebook di Matteo Salvini. Oggi potete riascoltare gran parte, o meglio, gli estratti, diciamo, a partire dalle 10.30 degli interventi della 3 giorni da Catania. Parole molto chiare di Bruno Vespa, mette in primo piano Matteo Salvini sulla sua bacheca Facebook, dice quello che pensano milioni di italiani. Giudichi il lettore, ha detto Bruno Vespa, se la sorte di un ministro dell'interno che rischia 15 anni di carcere per una decisione politica può essere appesa a maggioranze variabili che giudicano secondo la convenienza del momento. Qui non è in gioco Salvini, ma la credibilità dello Stato. E Porro contro Conte, PD e 5 Stelle si vergognino, le parole di Nicola Porro riprese appunto da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Dice che bisogna, ieri il PM l'accusa, dice che bisogna archiviare Salvini. Va bene, l'accusa, lo chiede l'accusa, peraltro l'aveva già chiesto un giudice precedentemente, ma il Tribunale dei Ministri, più politicizzato, aveva detto no, deve andare a processo. E quei cazzoni, caga sotto, avete sentito la parola bene? Caga sotto dei nostri parlamentari, quelli che non si sono opposti a Conte quando faceva gli stati di emergenza, che stavano a casetta perché avevano paura del virus e non si vedevano, che c'hanno 122 mascherine. Ecco, i caga sotto che cosa hanno fatto? Perché lo stesso atteggiamento poco, si può dire, virile nei confronti del virus ce l'hanno avuto nei confronti della magistratura, e quindi quando la magistratura ha cercato di indagare Salvini per una roba fatto tutti i governi, poi giusto o sbagliato che sia, erano le sue prerogative politiche, e l'ha mandato a processo, così come mandarono altri tempi, l'ha mandato a processo. E sapete che cosa ha detto il PM? Archiviatelo. E l'aveva detto anche un giudice prima di lui. E questi politici sono i veri responsabili, perché i magistrati poi ce ne sono alcuni che sono super politicizzati, gli altri poi più o meno cercano di fare il loro mestiere, e questi politici non fanno il loro mestiere, che non hanno il coraggio di dire che quella era una vicenda politica che si sarebbe dovuta risolvere politicamente. Non sei d'accordo con la parola con i porti chiusi? E allora voti contro Salvini, ed è la tesi di Feltri. Oggi si vergognino i politici dopo quello che è venuto ieri. Tra l'altro il GUP, il giudice delle udienze preliminari, il GUP ieri ha fatto un'altra cosa stupenda, ha detto però sentiamo anche Conte, Di Maio e addirittura la Lamorgese, cioè i giudici oggi vogliono sentire altri testimoni per capire come funziona il processo decisionale sulla chiusura dei porti. Insomma, voi volete che i magistrati giudichino i processi decisionali della politica? Evidentemente sì. Io lo penso sia per Salvini, sia per Zingaretti, sia per la sinistra, sia per la destra, che la politica deve essere emendata, deve essere censurata, deve essere cambiata dal voto dei cittadini e non dall'ultimo controllo giurisdizionale fatto da un PM in giro per l'Italia. Ma questo evidentemente vaglielo a spiegare ai nostri geni dei grillini e ai renziani, che prima erano i grillini con Salvini e votano per la sua autorizzazione a procedere, e poi i renziani, quelli che fanno finta di essere garantisti solo per cazzi loro. Così sulla bacheca Facebook di Matteo Salvini, Nicola Porro. E lasciamo con questo anche Facebook e andiamo a vedere i quotidiani di oggi. Come al solito partiamo dal Corriere della Sera, poi come vi dicevo c'è una lunga chiacchierata e la leggeremo sul Foglio di Annalisa Chirico con lo stesso Matteo Salvini. Tanto però diamo un'occhiata alla prima pagina del Corriere della Sera a mo' di vetrina. Il ritorno dei divieti più duri. Il governo vuole stabilire l'obbligo di mascherine all'aperto, verso limiti di intervento alle regioni, e il presidente Conte dice siamo nel pieno della pandemia, l'attenzione resti altissima. In un colloquio con il Corriere della Sera, il virus continua la sua corsa, preoccupa il governo, siamo nel pieno della pandemia, l'attenzione rimanga altissima, dice il premier Conte. La costante risalita dei contagi, ieri 2.578 positivi, 18 morti, induce
a un nuovo decreto con misure di contenimento più stringenti. Si va verso l'obbligo di mascherina all'aperto in tutto il paese, limiti di intervento per le regioni. L'esercito in strada controllerà il rispetto dei divieti. Di spalla, sul Corriere di oggi, l'intervista di Paola Di Caro alla Presidente del Senato, Casellati, tante parole, niente fatti per la ripresa, il governo senza un metodo. Per Elisabetta Casellati serve un progetto Italia, senza il quale anche un bazooka, qualora ci fosse, tipo i fondi europei, diventa una pistola d'acqua, dice la Presidente, riferendosi appunto ai miliardi promessi dall'Unione Europea. Mentre occorre verità sulla possibile proroga dello stato di emergenza. Gli italiani sono stanchi, dice Casellati, di oscillare tra incertezze e paure, in una confusione continua di dati che impedisce tra l'altro di programmare il lavoro. Il Paese non può sopportare un nuovo lockdown, con un'incertezza in più, quella delle tensioni sociali. C'è un rischio reale, qualcosa non torna nei conti degli italiani. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera. Milena Gabanelli e Danilo Taino nel data room. La Cina pagherà se ha mentito? Nel mondo 17.000 miliardi persi per il Covid. Manca però un tribunale internazionale per i disastri sanitari. Pechino è più isolata, le multinazionali pensano di trasferirsi, ma se la Cina ha mentito, deve pagare i danni? E ancora in primo piano la questione della Juve sola in campo, il calcio nel caos Covid, il Napoli come annunciato non si presenta a Torino per la gara con la Juve, calcio nel caos, ora si apre una contesa legale, Lega e Federcalcio concordi, niente rinvio, sarà 0-3 per la Juve. Il ministro Spadafora dice spetta alle ASL vigilare. Poi il Piemonte, colpiti più di 100 paesi, resta l'allerta meteo nel nord-ovest mentre si contano i danni e altri morti si aggiungono al bilancio. Il mare ha restituito 5 corpi tra Ventimiglia e Sanremo. Potrebbe trattarsi di vittime francesi travolte dalla piena del Roia. La tempesta Alex ha portato devastazione anche oltre Alpe. Ritrovato senza vita un disperso sul colle di Tenda. Si cerca ancora un uomo nel Pavese. Liguria e Piemonte chiedono lo stato d'emergenza. In quest'ultima regione colpiti più di 100 paesi. Nel Cuneese va rifatto tutto. Casaleggio poi all'attacco per quanto riguarda la politica. Non usi il blog, gli dicono dai 5 Stelle di rimando. Il capo di Rousseau via se diventa un partito. Un post sul blog delle Stelle certifica lo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle. Quello che ha il sapore di uno strappo è di Davide Casaleggio, che scrive: è ora di prendere posizione, e attacca la deriva partitica impressa al movimento dai vertici romani. Gelo dei 5 Stelle che replicano: non usi il blog per messaggi personali. Infine c'è da segnalare l'articolo di fondo di Maurizio Ferrera, burocrazia, non solo promesse, 2 idee di riforma, la riforma della burocrazia, il decreto semplificazioni, le solite storie, mentre c'è anche da segnalare l'ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia, oggi intitolata Mattoni per la resistenza. Si parte dai Promessi Sposi, la lettura obbligatoria del secondo anno delle superiori. Una civiltà si giudica dai suoi amori. La nostra quali ci propone? Bastano a darci vita, seduzione, successo, potere, accumulo, o sono dei miraggi? Il tutto parte dai Promessi Sposi, cioè dalla lettura appunto del secondo anno delle superiori, che è occupato dall'ingombrante presenza dei Promessi Sposi, che, come se non bastasse, scrive D'Avenia, io impartisco ai miei studenti dopo una lettura dell'Eneide. Il poema è in perfetta compagnia del romanzo più odiato dagli italiani. Sia l'uno che l'altro si interrogano sul mistero della storia. Chi la guida? Il caso, la provvidenza, il fato? C'è o ci sarà una giustizia? Qualunque sia la risposta, le 2 opere grondano di conseguenze. Le lacrime degli uomini. Infatti Enea, Renzo e Lucia perdono tutto. 2 opere così lontane nel tempo non solo ci narrano che la ricerca del proprio destino è inscindibile dalla perdita di qualcosa, ma anche che proprio in quel destino si trova il coraggio per resistere, col trattino fra la R e la E. Dove trovare oggi le forze che Virgilio e Manzoni traevano dalla fiducia in una storia, guidata per l'uno dal fato, per l'altro dalla provvidenza? Possiamo noi, senza uno sguardo trascendente, resistere al male, alla fatica e al dolore? Bastano le nostre forze? Chi non ha una ragione per resistere può trovarne una per resistere? Nel secondo verso dell'Eneide il nostro eroe viene definito profugo a causa del fato. Fato deriva da una radice verbale che indicava un dire autorevole, divino,
che ha quindi effetti sulla realtà, il destino. La stessa radice si trova in Favola, lo spazio in cui si narra l'incontro dell'uomo col suo destino. Inizia così il pezzo di Alessandro D'Avenia, appunto sulla resistenza, sul senso dell'esistenza, come spunto di partenza l'Eneide e i Promessi Sposi. Detto questo, abbiamo visto un po' il primo piano del Corriere della Sera. Diamogli un'occhiata, poi andiamo a vedere la chiacchierata, come vi dicevo, di Annalisa Chirico con Matteo Salvini sul Foglio. Intanto però vediamo cosa ci aspetta. Mascherina all'aperto e limiti alle regioni, scrive il Corriere della Sera, sintetizzando il pezzo di Fiorenza Sarzanini. Così il governo affronta la seconda ondata. E poi c'è anche una chiacchierata, un colloquio di Monica Guerzoni col presidente del Consiglio Conte. L'obbligo di mascherina all'aperto è scontato e l'arrivo di nuovi divieti pure, su quali dovranno essere le imposizioni per frenare l'impennata di contagi da coronavirus. Il governo ha deciso di confrontarsi con le regioni, scrive ancora il Corriere della Sera in primo piano, e di attendere i suggerimenti delle opposizioni nel dibattito parlamentare di domani. Il ministro Speranza riferirà alle Camere i contenuti del nuovo DPCM, il decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, e annuncerà la richiesta di proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio del 2021. All'interno del governo, scrive il Corriere della Sera, c'è la tentazione di tornare indietro e di impedire ai governatori di emettere ordinanze meno restrittive rispetto alla linea di Palazzo Chigi, come è accaduto fino al maggio scorso. È l'effetto della seconda ondata del Covid-19. C'è il timore che la risalita della curva epidemiologica possa mandare in affanno le strutture sanitarie. Al momento la situazione appare sotto controllo, ma l'aumento dei ricoverati convince sulla necessità di impedire che possa ripetersi quanto accaduto quest'estate: discoteche riaperte, controlli allentati. La nuova stretta serve a evitare che si torni indietro, detto il ministro Boccia, cioè che si torni al lockdown. Lo schema è quello in vigore nella fase 1, quando il Premier firmava i DPCM e le regioni potevano emettere provvedimenti solo più rigorosi, mai deroghe. Il 18 maggio si decise di restituire ai governatori pieni poteri di intervento, ma con l'aggravarsi della situazione è forte la tentazione di tornare indietro. Percorso non facile, ha detto per esempio il neopresidente riconfermato della Liguria Toti. Riterrei intollerabile togliere poteri alle regioni all'indomani della rinnovata fiducia alla maggior parte dei governatori che hanno gestito l'emergenza Covid. Sarebbe un esproprio democratico. Le regioni hanno dimostrato capacità, lucidità ed esperienza sul territorio, dice Toti. Gli enti locali hanno contribuito in modo decisivo alla gestione dell'emergenza e alla fase della ripartenza. Interventi mirati di chi conosce il territorio possono essere più efficaci di misure generalizzate che deprimono l'economia, con risultati modesti sul fronte dell'epidemia, dice il governatore ligure. Ma come già accade in molte regioni, anticipa il Corriere, il governo imporrà in tutta Italia la copertura di naso e bocca anche per strada, una misura ritenuta necessaria per impedire contatti troppo stretti all'uscita delle scuole, ma anche fuori dei locali pubblici dove le persone si accalcano e spesso dimenticano di mantenere la distanza. Il divieto di assembramento rimane in vigore, così come la volontà di intensificare i controlli utilizzando la polizia locale, ma anche i soldati impegnati nell'operazione Strade Sicure. Poi le feste a numero chiuso, massimo 200 persone per le feste private dopo le cerimonie come matrimoni e battesimi, ma anche sugli incontri conviviali si sta pensando a una stretta, quantomeno sui controlli. Rimane il divieto di ballo e l'obbligo di mascherina quando si sta al chiuso, e non è possibile mantenere il distanziamento di 1 metro, naso e bocca ancora coperti quando si va al cinema o nei teatri. Infine, il governo vuole anticipare alle 23, massimo mezzanotte, l'orario di chiusura di bar e ristoranti, ma di questo si discuterà già oggi con i governatori per trovare una soluzione condivisa e non incidere su un settore già in grave crisi, così anticipa il Corriere della Sera. E poi c'è il colloquio appunto con il presidente Conte. Nel giorno di festa dedicato a San Francesco, patrono d'Italia, il premier Conte disegna per il paese una nuova alba e prova a volare alto, scrive il Corriere. Il Presidente del Consiglio parte dagli interrogativi fondamentali sulla vita e la morte che i mesi più dolorosi della pandemia hanno posto a ciascuno. Attinge alla terza enciclica del Papa, alla ricca spiritualità di San Francesco e chiede agli italiani di non abbassare la guardia. Siamo consapevoli, dice Conte, che il nemico non è sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati fin qui raggiunti.
Terzo discorso alla nazione, dalla loggia del Sacro Convento di Assisi. Conte esplicitamente non lo dice, ma tra le righe si coglie quel che fino a ieri il giurista di Palazzo Chigi non aveva voluto ammettere. L'impennata dei positivi che preoccupa moltissimo il presidente Mattarella, angoscia molto anche lui, scrive il Corriere della Sera. Ieri sera Conte si è chiuso coi ministri e i capi delegazione di maggioranza per decidere la stretta sulle regole di contenimento. Fin dall'inizio di questa emergenza, ricorda Conte, il governo ha seguito il metodo della massima precauzione. Siamo in piena pandemia, il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur sotto controllo, ci impone di tenere l'attenzione altissima e di continuare a essere molto prudenti. Attenzione massima e cautela, l'appello che Conte lancia a 2 giorni dall'informativa di Roberto Speranza in Parlamento domani. Il nuovo DPCM sarà firmato entro mercoledì. Più stringenti le regole. Il ministro della Salute propone mascherine obbligatorie all'aperto in tutto il paese e un giro di vite circa le feste private. Conte non entra nei dettagli, ma insiste sulla necessità di proteggere la salute dei propri cari, rinunciando ad alcune libertà, e apre a un inasprimento delle norme. Qualsiasi misura sarà adottata all'insegna dei principi di adeguatezza e proporzionalità, dice Conte. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mercoledì conclude il Corriere della Sera il colloquio con Conte. Mercoledì scade il DPCM del 7 settembre. Molte decisioni saranno prorogate. Su quelle ancora da prendere, la strategia del capo del governo è avere dalla sua parte gli italiani ai quali il virus ha già causato inquietudine, rabbia, sofferenza, solitudine, nel tentativo di ridurre al minimo proteste e tensioni politiche. Di ogni decisione che prenderemo daremo conto ai cittadini, aprendoci al confronto col Parlamento in modo da spiegare trasparentemente le motivazioni che ci spingono ad adottarla, dice Conte. È chiaro l'intento di evitare non solo le accuse della destra, ma anche i rimproveri di PD e 5 Stelle per le scelte in solitaria adottate durante la prima fase dell'emergenza. Collegialità e condivisione, il nuovo metodo di Palazzo Chigi per il virus. Una volta definito il quadro delle proposte, il governo le illustrerà tempestivamente al Parlamento per consentire il più ampio confronto, dice Conte. I leader dei partiti lo incalzano a essere meno attendista sul recovery fund e sui dossier e lo spronano a trovare una visione. Zingaretti chiede a Conte un colpo d'ala. Non si può governare solo per eleggere il Presidente della Repubblica, dice il segretario del PD. Conte non vuol sentir parlare di verifiche e rimpasti e prova a dare più spessore al governo. Nel discorso di Assisi parla di rinascita, di sguardo fisso al futuro, sceglie per 4 volte il verbo rigenerare, afferma che non bastano i programmi, gli investimenti, occorre una rigenerazione interiore, una mutazione di passo, una rivoluzione culturale, ha detto Conte, che abbia al centro l'uomo. L'ultimo monito della giornata su Facebook, ispirato dal Fratelli Tutti di Papa Bergoglio e dalla luce della fiaccola sulla tomba di San Francesco. Insieme, scrive Conte, possiamo vincere la sfida di questa crisi sanitaria ed economica con fiducia, responsabilità e coraggio. Mentre sullo stato d'emergenza, dice la Presidente del Senato, sempre al Corriere della Sera, Elisabetta Alberti Casellati, devono dirci la verità. L'Europa sul recovery fund sta facendo il gioco dell'oca, la politica affronta l'emergenza mettendo toppe, tante parole, niente fatti, manca un progetto Italia. L'eventuale bazooka dei fondi europei può diventare una pistola ad acqua. Il governo dovrebbe coinvolgere le opposizioni, ma si muove senza un metodo visibile, dice la Presidente del Senato. E sulla proroga dello stato d'emergenza abbiamo bisogno di verità, non si può oscillare tra incertezze e paure, il Paese non può sopportare un nuovo lockdown. L'emergenza sanitaria non è finita, dice la Presidente del Senato al Corriere della Sera, non lo sarà fino a quando non avremo un vaccino o una cura specifica,
Ma il Senato non si è mai fermato neanche nei momenti più acuti della pandemia. Ho semplicemente sospeso per un giorno le attività delle commissioni per fare accertamenti richiesti dai protocolli sanitari. Abbiamo dimostrato che si può e si deve continuare a lavorare, il Senato deve farlo nella sua sede istituzionale. Capisco l'emergenza, ma non vorrei che tra proposte di democrazia diretta, appelli al voto a distanza e ricorso ai decreti legge si finisca per abbattere il Parlamento e la democrazia rappresentativa. Quanto alla proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio del 21, prima di tutto occorre avere informazioni corrette senza nascondere i risultati del comitato tecnico. Se non abbiamo accesso alle informazioni non possiamo dire nulla. Abbiamo bisogno di verità, dice la Presidente del Senato Casellati al Corriere della Sera. Gli italiani sono stanchi di oscillare tra incertezze e paure in una confusione continua di dati che impedisce di programmare il lavoro. Penso che il Paese non sia in grado di sopportare un nuovo lockdown, socialmente ed economicamente. Vedo solo la necessità di essere severi nel far rispettare le regole. L'allarmismo non serve, non aiuta a controllare la pandemia, crea solo sfiducia. Al contrario, dobbiamo sostenere il ritorno alla normalità, secondo 2 parole d'ordine che ci dovranno accompagnare nei prossimi mesi: responsabilità e coraggio. Tensioni sociali? C'è un rischio reale legato alla recessione, alla mancanza di lavoro. Siamo al paradosso rilevato dall'Istat che il reddito delle famiglie cala, aumentano le bollette, sale la pressione fiscale. Qualcosa non torna nei conti degli italiani. Ma non solo, se le scuole non troveranno un equilibrio, le tensioni verranno dalle mamme, cosa che non mi auguro. E se si ammutinano le donne, il blocco sociale è inevitabile. Così sul Corriere della Sera la Presidente del Senato. Ma dicevamo del Foglio, dove c'è una lunga chiacchierata di Annalisa Chirico con Matteo Salvini. Salvini commentato in prima pagina anche dal direttore Cerasa. Fuori dall'aula di giustizia c'è un altro processo che vede Salvini imputato. Le ambiguità sull'Europa, l'euro, la NATO, i punti di riferimento internazionali mettono in discussione la leadership del capitano. Una resa dei conti tutta all'interno del centrodestra, scrive il direttore del Foglio. Poi appunto c'è la chiacchierata a pagina 1 dell'inserto di oggi di Annalisa Chirico con lo stesso Matteo Salvini. La vediamo subito. La verità sull'Europa di Salvini è il titolo del lungo pezzo. Questa Europa non ci convince. Mi dispiace, ma se l'Europa dovesse aiutare gli italiani, ben venga l'Europa. Le mie idee sull'euro abbiamo chiarito. Stiamo in Europa, stiamo nell'euro. Così il Foglio riassume la peraltro lunga conversazione con Matteo Salvini e inizia così. Matteo Salvini: poteva andarle peggio, potevano arrestarla, dice Chirico. Lei scherza, risponde Salvini. Io ho poca dimestichezza con le aule dei tribunali. Nella mia vita ci sono andato per la sentenza di divorzio per qualche causa di diffamazione, mai per una vicenda penale simile a questa. Mi accusano di sequestro di persona, pena 15 anni di carcere. In realtà neanche mi accusano, nel senso che la procura non vuole neanche il processo. Ora sarà il giudice a decidere. Ho fatto solo il mio dovere. Per la verità, scrive Annalisa Chirico, il giudice vuole ascoltare il premier Conte, i ministri Di Maio e Lamorgese, gli ex ministri Toninelli e Trenta e poi deciderà. Io, dice Salvini, mi ero persuaso di non coinvolgere altre persone, ma ho apprezzato la serenità del giudice che ha ritenuto di sentire anche gli altri componenti del governo che, come documentato, hanno condiviso ogni singola scelta. Ora non vorrà vestire i panni del perseguitato politico? Chiede Chirico. I perseguitati nel mondo sono ben altri, risponde Salvini. Penso alle vittime, per esempio, del regime cinese, alle minoranze oppresse, a chi rischia l'arresto se osa fare opposizione. Io sono un liberale, credo nella libertà. È che lei fa ancora paura, senatore Salvini, interviene Annalisa Chirico. Ha visto il ministro Luciana Lamorgese che lo scorso 28 settembre ha incontrato Papa Francesco e a proposito dell'immigrazione ha dichiarato che nessuno può ritrarsi dinanzi alle sofferenze di un essere umano nella ricerca di salvezza. Io spero, dice Salvini, prima o poi di avere l'onore immenso di incontrare il pontefice, lo dico da cattolico e da umile cittadino. Quanto al governo è un fatto incontrovertibile che anche l'attuale esecutivo abbia tenuto per giorni i migranti ad attendere in mezzo al mare. E ripeto, sarà il giudice a deliberare, ma non mi convince in generale nella vita la logica 2 pesi, 2 misure. Il Conte 2 ha dato 10 milioni di euro alla Guardia Costiera libica e dal 14 al 29 settembre al largo della Libia si sono registrati 6 naufragi per un totale di 190 morti.
Questi dati di fatto non generano però proteste e indignazione. Forse Salvini, il problema è lei, Matteo Salvini, lei divide, insomma fa incazzare tutti, dice Annalisa Chirico. Io faccio quello che devo, risponde Salvini, non agisco per convenienza o per interessi di piccolo cabotaggio, non cerco condivisione, da Ministro dell'Interno mi sono assunto la mia responsabilità, era mio preciso dovere difendere la sicurezza degli italiani, l'integrità territoriale, i confini del mio paese. Non rinnego nulla. Se l'attuale governo tiene i migranti bloccati al largo delle coste italiane, fa bene perché non esiste un diritto di entrare in Italia. L'accesso a chi non è italiano deve seguire determinate regole. Non si entra in Italia perché lo ha deciso una ONG. Il traffico di esseri umani è un crimine orrendo che dovrebbe suscitare unanime indignazione. Invece da tante parti c'è troppa accondiscendenza. Con il finto umanitarismo non si va da nessuna parte, dice Salvini. La Commissione europea, interviene Annalisa Chirico, ha presentato una proposta per modificare il regolamento di Dublino. Pur mantenendo i ricollocamenti solo su base volontaria, si prevede che i paesi possano scegliere se accogliere i migranti sul proprio territorio oppure aiutare finanziariamente i paesi di primo ingresso come Italia e Grecia, per agevolare anche i rimpatri di coloro cui è negato il diritto d'asilo. E questo le sembra un accordo, risponde Salvini. Questa è una mega fregatura. L'idea di fondo è: trasformiamo l'Italia in un grande hotspot nel mezzo del Mediterraneo. Ben pagato, ma sempre hotspot. Come è noto, i rimpatri sono tutt'altro che facili. Oltre l'80% di chi arriva nel nostro paese non ha alcun diritto di restare qui. Non scappano da guerre e carestie, ma arrivano con barboncino e smartphone. Se non si guarda in faccia la realtà, l'Italia dovrà farsi un carico di un gigantesco flusso di persone che dall'Africa si muove verso l'Europa. Lo dicono i numeri, quest'anno gli arrivi sono triplicati, punto. Attorno a lei, dice ancora Annalisa Chirico, c'è un cordone sanitario. Ha detto che l'Italia non esce dall'euro, che non farà l'Italexit, ma il cordone c'è ancora. Io sento la responsabilità, risponde Salvini, del consenso raccolto dalla Lega. Su euro ed Europa abbiamo chiarito che noi stiamo in Europa, stiamo nell'euro. Se andiamo al governo faremo per prima cosa la riforma della giustizia e la faremo insieme agli avvocati, ai magistrati. Non bisogna ripetere gli errori del passato. La contrapposizione tra politica e magistratura è sbagliata in sé. La stragrande maggioranza dei magistrati sono professionisti che lavorano sodo e svolgono una funzione fondamentale per la democrazia. I magistrati in tante parti d'Italia si confrontano con la carenza di risorse e investimenti. Gli uffici giudiziari dovrebbero essere molto più digitalizzati. Invece, durante l'udienza a Catania abbiamo sfiorato un incidente gravissimo. All'improvviso, mentre eravamo seduti, si è staccato dal soffitto un lastrone di marmo di 100 kg che ha colpito al piede l'avvocato Giulia Bongiorno, che ha lasciato l'aula in sedia a rotelle. Forse chiederà i danni al Ministero, ma le sembra normale che ciò possa accadere in un paese del G8 nel 2020? Osserviamo ogni giorno i danni immensi provocati da nord a sud da acquazzoni e alluvioni, ponti che crollano e strade impraticabili. Ma le sembra normale? Questo governo riesce a gestire? Io mi auguro davvero che il governo si mostri all'altezza delle difficoltà che stiamo attraversando e che si manifesteranno con maggior severità il giorno in cui terminerà il blocco dei licenziamenti. Il governo deve agire per ricostruire e inizi a pensare a come aiutare gli italiani, risponde Salvini. La maggioranza è divisa, interviene Annalisa Chirico. Sul Foglio di oggi il Premier Conte ha annunciato la modifica dei decreti sicurezza chiesta anche dal Capo dello Stato Mattarella. Il Movimento 5 Stelle prende tempo. Io, risponde Salvini, attendo di conoscere le modifiche che intendono apportare, ma posso dir da subito che non staremo a guardare. Se spengono le telecamere che garantiscono la sicurezza nelle nostre città, agiremo per conto degli italiani e dell'Italia. Lei però dovrebbe evitare toni così duri, sembra sempre in guerra col mondo. Se fa così il Papa non la incontrerà mai, dice Chirico. Io, risponde Salvini, ho i toni che ho quando c'è di mezzo la sicurezza. Le garantisco però che i miei rapporti con le gerarchie vaticane non sono come vengono descritti dalla stampa italiana. I giornalisti raccontano spesso il mondo come lo vorrebbero loro e non com'è. Intanto doveva vincere in 7 regioni, doveva fare la spallata e ne è uscito, diciamo così, un po' lussato, dice Chirico. Il centrodestra, risponde Salvini, governa 15 regioni su 20, la Lega è il primo partito in tutti i sondaggi, abbiamo vinto in Val d'Aosta, sfiorato la vittoria in Toscana. Altrove abbiamo sbagliato candidato, ma quando sei in coalizione succede. Io non sono uno di quelli che se vince è merito mio, se perde è colpa degli altri. La prossima volta faremo meglio.
L'anno prossimo si voterà a Roma, in diverse città importanti. Stiamo già arruolando tante donne e tanti uomini di buona volontà, gente delle professioni, gente che conosce come va il mondo. A proposito di giornalisti, eccetera, lei ha 29 europarlamentari a Bruxelles in gruppo con i lepenisti. Poi c'è Giorgia Meloni che ne ha soltanto 6, è diventata presidente dei conservatori e riformisti. Come la mette? Le garantisco, risponde Salvini, che anche loro hanno difficoltà di incidere. Peraltro il gruppo dei conservatori è pieno di polacchi, sono i 24 eletti che fanno capo a Kaczynski, non proprio un liberale, dice Chirico. Rientra nelle contraddizioni di questa Europa, osserva Salvini, e anche nelle ipocrisie della stampa, che tradisce un po' di provincialismo quando si occupa delle cose europee. Allo stato attuale il Parlamento europeo non ha neanche il potere di iniziativa legislativa. Conosco come si lavora a Strasburgo, sono stato europarlamentare. Da anni, dice Salvini, la Commissione europea nega all'unica istituzione eletta dai cittadini un maggior coinvolgimento. Questa Europa non ci convince, non è quella voluta dai padri fondatori. Ci sono troppi passaggi cruciali in cui non prende una posizione unitaria, non ha una politica estera comune, non si occupa di difesa e sicurezza. Se legiferi solo su banche e circonferenza delle mele, la gente non ti crede più. Ciò non toglie che il leader del primo partito italiano debba porsi il tema di come avere un'offerta politica all'altezza della sfida di governo. Lei vuole andare o no, Palazzo Chigi? La Lega, risponde Salvini, è storicamente un partito di governo. Oggi abbiamo eletti e consiglieri in regioni dove neanche esistevamo. Dopodiché abbiamo fatto una scelta di campo. Non imbarchiamo chiunque, ma gente specchiata e volenterosa. Giancarlo Giorgetti ha evidenziato che con l'aria di proporzionale che si respira la Lega dovrebbe conquistare il centro, osserva Annalisa Chirico. Io penso, continua Salvini, che noi dobbiamo esprimere il buon senso di chi vuol far ripartire l'Italia. Stare sui fatti e non sull'ideologia. Siamo un partito pragmatico, di gente concreta che vuole più autonomia, più cantieri, più lavoro. Non ho preclusioni di sorta. Se l'Europa aiuta gli italiani a vivere meglio, ben venga l'Europa. Non ho posizioni ideologiche. Vediamo quando e con quali modalità arriveranno le risorse del Recovery Fund. Vediamo se l'Europa fa una scelta di campo netta tra Stati Uniti e Cina, tra Israele e Iran. La Lega si schiera sempre e comunque con le libertà individuali e guardando i dati OCSE noto che alla fine di quest'anno si prevede un calo dell'economia statunitense meno 3,8%, di quella della zona euro meno 7%, mentre l'economia cinese cresce di oltre un punto. È vero, chiede Chirico, che lei vuole che i governi del mondo, incluso quello italiano, chiedano i danni alla Cina per aver nascosto per mesi il coronavirus? Non credo ai complotti, risponde Salvini, ai virus prodotti in laboratorio, eccetera, ma il Covid-19 è nato in Cina e il regime cinese lo ha nascosto per almeno 2 mesi. Deve rispondere di questo di fronte al mondo intero. Le vittime, come sappiamo, hanno superato 1 milione a livello globale. È una tragedia mondiale. Tornando a Bruxelles, mettiamola semplice, continua Annalisa Chirico. Ora c'è Angela Merkel, l'anno prossimo la CDU va a congresso. Se cambiasse guida, lei potrebbe valutare l'ingresso nel Partito Popolare Europeo? C'è il Premier Orban, non può starci lei? Abbiamo colloqui continui, risponde Salvini, con diverse cancellerie europee, mentre i giornalisti italiani inseguono i commercialisti e i soldi che non ci sono, noi continuiamo a tessere una tela diplomatica e le assicuro che valuteremo a tempo debito. Se diventasse Presidente del Consiglio, lei replicherebbe quello che ha fatto Trump trasferendo l'ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme? Sì, senza alcuna esitazione, risponde Salvini. L'Europa pone l'obiettivo della transizione digitale. Anche lei prima spiegava che l'Italia deve essere più digitale. Su 5G e dintorni possiamo aprirci a investitori esteri? A che condizioni? I cinesi di Huawei sono agguerriti, dice Annalisa Chirico. Io dico, risponde Salvini, che ne abbiamo uno straordinario bisogno. 1/3 dell'Italia non è connesso. Abbiamo aziende stupende, le ho visitate nelle Marche, che hanno innovato ma sono isolate. Il ponte sullo stretto sarebbe una bellissima immagine dell'Italia che innova e connette. Sono un liberale, un tifoso del libero mercato, ritengo che aprire agli investimenti provenienti da paesi liberi non pone alcun problema. Se invece si tratta di paesi illiberali, dove per esempio non esiste un sistema giudiziario equo e imparziale, mi pongo delle domande e prima di appaltare rete e cuore uso enorme cautela. Il Conte 2 potrebbe cadere per incidente parlamentare? Romano Prodi dice che alle elezioni anticipate non ci si va ma ci si casca.
Forse ha ragione, osserva Salvini. Io comunque non sono qui a gufare. Noi stiamo lavorando per migliorare il decreto agosto. Non vogliamo la tassa sulla plastica, che sarebbe un salasso per le aziende. Ho ascoltato i rappresentanti Coca-Cola in Sicilia, rischierebbero di dover licenziare 900 persone. Questi invece pensano a fare il concorsone per le assunzioni a scuola in questa situazione epidemiologica. Questo governo non governa, sono fermi su tutto. All'Italia, autostrade, autonomia, giustizia fiscale. La cosa peggiore oggi per gli italiani è non decidere. Infine, dice ancora Annalisa Chirico, lei ha mostrato apprezzamento in diverse occasioni per l'ex presidente della BCE Mario Draghi. Che succede nel 22? Manca ancora 1 anno e mezzo, risponde Salvini. Sono concentrato su ciò che accadrà il giorno in cui termina il blocco dei licenziamenti. L'ho detto anche Confindustria, lo scenario è nero. Mattarella bis, spero, conclude Salvini, che gli italiani non vivano 1 anno e mezzo di litigi su leggi elettorali, seggi, circoscrizioni, futuro di Mattarella. Ci sono università chiuse che danneggiano gli studenti, città in cui non c'è più vita, un indotto di bar e ristoranti che soffre, insegnanti che non insegnano più. Abbiamo bisogno di tornare a vivere, perciò dico viva la vita in presenza, viva la scuola, viva il tifo in presenza. Usiamo prudenza, indossiamo la mascherina quando serve, ma la distanza deve essere temporanea. Dobbiamo tornare a vivere. Così Matteo Salvini nella chiacchierata con Annalisa Chirico, riportata oggi su Il Foglio. Ma andiamo adesso a vedere anche le altre prime pagine. Dopo il Corriere della Sera vediamo anche il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre il primo piano col governo e la stretta anti-Covid, ma la Lega di Serie A se ne frega. Conte riunisce i capi delegazione sulle misure di contenimento. Il ministro Speranza vuole evitare il lockdown, ma il calcio resta il solito mondo a parte. Così sul Fatto di oggi, mentre Casaleggio minaccia di fuggire col pallone e i vertici 5 Stelle lo fulminano. Di Battista sta con Casaleggio, mister Rousseau, i garanti contro. Casaleggio minaccia la scissione, i garanti dei 5 Stelle replicano il blog non è tuo. Di Battista con lui, Crimi, Lombardi e Cancelleri contro. Nel Movimento 5 Stelle c'è divisione, mentre l'inchiesta con Mediapart, sempre dal Fatto in prima pagina, troppi rancori e liti sul Green New Deal, la salute non conta, l'Unione Europea è paralizzata sui prodotti da vietare. Poi maltempo e crolli, strage di pioggia e incuria, 8 morti nel nord-ovest. Dal Fatto Economico, la questione del videogame, un impero che non conosce crisi, l'industria dei videogame in crescita da decenni, ora vale più della musica, più del cinema. I tassi di occupazione sono alti, i costi pure di più, però i programmatori sono sfruttati e senza tutele. Parla l'ex ministro e presidente Istat Enrico Giovannini, dopo il virus tutti più cattivi e meno liberi, in intervista a pagina 5, dopo il virus saremo più cattivi, impauriti, forse meno liberi, dice il professor Enrico Giovannini, docente di statistica, presidente dell'Istat, ex ministro. Sui social il leader induce i cittadini a chiedere soluzioni ai problemi scelti da lui stesso e l'Occidente democratico si avvicina al punto di non ritorno. Con la pandemia diventeremo più cattivi, dice Enrico Giovannini. La pandemia doveva liberare energie creative, saremo più poveri e più cattivi invece. Quando le crisi si fanno ricorrenti, il sistema diventa instabile e ci si avvicina ai punti di non ritorno. In Europa in 10 anni abbiamo conosciuto la crisi del 2009, quella del 2011, quella migratoria del 2015 e l'attuale da Covid. Secondo la teoria dei giochi applicata alla democrazia, quest'ultima è come un mercato in cui i cittadini chiedono soluzione ai loro problemi e i politici le offrono. Le offrono prima delle elezioni e dopo, quando non le realizzano, possono spiegare i motivi dell'ostacolo, la recessione, l'Europa, la burocrazia. Per i cittadini è difficile capire se sono motivi seri o scuse. E intanto la democrazia se ne va. Mentre sempre dal Fatto segnaliamo rapidamente un'ultima questione, House of Virus, il pezzo di Pino Corria su Trump col Covid. Colpa della CIA? Punto di domanda. House of Virus con Trump, è stata la CIA, The Donald col Covid-19, una perfetta sceneggiatura con la bella assistente Hope, vettore inconsapevole del droplet. Che divertimento, divertisma pietoso. Mentre il Giornale mette in prima pagina, adesso lo vediamo, tornano le tasse, il titolo d'apertura, senza pietà, la ripresa non c'è, si avvicina un'altra stretta anti-Covid,
Ma il governo invia le cartelle fiscali. 9 milioni di cartelle esattoriali rischiano di abbattersi sui contribuenti italiani tra 10 giorni. Il decreto agosto, che oggi sarà in aula al Senato, voto di fiducia, prevede lo stop fino al 15 ottobre della riscossione coattiva. Questo significa che da giovedì della prossima settimana sia Agenzia delle Entrate Riscossione che gli agenti locali e i comuni potranno riprendere le attività usuali, inclusi i pignoramenti di stipendi o pensioni. Oggi in aula al Senato per il voto di fiducia il decreto agosto, appunto, nel quale è contenuto lo stop fino al 15 ottobre della riscossione coattiva, ma poi si ricomincia. La ripresa della mannaia fiscale, scrive il giornale, è un nonsenso giuridico, un colossale errore tributario e di politica fiscale. Se il fisco azzanna i contribuenti insolventi, aggiunge nuovi danni al sistema economico. Il crollo del PIL del meno 8,9% nel 2020 sarà il peggior risultato mai registrato, è l'allarme di Confesercenti. E il rimbalzo nel 2021 sarà limitato al 6,5% perché molti settori sono compromessi. E intanto, sempre dal giornale, in primo piano, il pezzo di Felice Manti e Edoardo Montolli. Niente prestito di Stato, scatta la segnalazione. Cosa c'è peggio di uno Stato che ti costringe a chiudere il negozio senza risarcirti? Uno Stato che ti spinge tra le braccia delle banche promettendoti un prestito garantito che in realtà è una trappola, e se la banca non te lo concede scatta la segnalazione al CRIF, cioè appunto all'ufficio all'ente, diciamo così, che segnala i cattivi pagatori, il CRIF. Niente prestito di Stato e scatta la segnalazione. Un imprenditore avvisa: farò causa al Premier. Se la banca nega i 25.000 euro, l'azienda diventa subito un cattivo pagatore. Lo Stato ti sa con le tasche vuote, ti spinge tra le braccia delle banche e ti promette una garanzia che in realtà è una trappola, perché tra le cose non dette sul famigerato prestito garantito al 100% dallo Stato agli imprenditori, 25.000 euro diventati 30.000, c'è il fatto che se la banca non te lo concede, scatta la segnalazione alla CRIF e addio per almeno 6 mesi affidi, castelletti, richieste di altri finanziamenti e mutui, carte di credito e conti correnti. È così che un imprenditore di La Spezia, specializzato nel recupero crediti peraltro da 20 anni, ha deciso di far causa alla Presidenza del Consiglio. In solido chiameremo la banca, dice il suo avvocato Claudio De Filippi. Naturalmente il rifiuto di un finanziamento ad un imprenditore o a un professionista da parte di un istituto di credito fa scattare in automatico la segnalazione, senza peraltro che venga fornita spiegazione del motivo del rigetto. È il governo, che non ha previsto veri indennizi per far fronte alla crisi, ad indurre gli imprenditori a chiedere il finanziamento a causa dell'emergenza economica, coronavirus. Tuttavia è paradossale che già devastati dal lockdown, gli stessi imprenditori che si sono fidati finiscano affossati dalla segnalazione. Perché se c'è la garanzia dello Stato, perché la banca non dovrebbe concedere il prestito? Quando ad aprile il governo aveva annunciato questa riforma, questo sostegno, si era capito che qualcosa c'era sotto. Per averne diritto bisognava compilare un'odissea di carte e di adempimenti. Documenti, autocertificazioni davveggenti, tipo le spese fino a dicembre, dettagliate per materie prime, sussidiarie di consumo e servizi, e perfino una previsione a lungo termine sul fatturato aziendale. Tutte previsioni per le quali, se autocertificate in modo sbagliato, tra cui quella di essere stato danneggiato dall'emergenza Covid-19, c'è il rischio di mazzata in caso di mancato rientro. E in effetti all'inizio l'operazione aveva fatto flop. Ma a luglio e ad agosto c'è stata grande richiesta di questa forma di prestito. In questa fase l'imprenditore di La Spezia ha provato a ripartire facendo domanda ad agosto. Lui e altri imprenditori ignoravano però le nefaste conseguenze. Quando mai si è visto un aiuto di Stato che si trasforma in trappola? Il legislatore deve porre rimedio e cancellare la segnalazione automatica al CRIF, dice l'avvocato De Filippi. Sono moltissimi gli autonomi che si sono trovati nella condizione del mio assistito. Un'altra, titolare di impresa di pulizie, non ha voluto andare avanti. Il mio cliente ha deciso di chiedere non solo i 30.000 euro al governo e alla banca, ma 58.000 euro di danni di immagine al merito creditizio. Da agosto rischia la revoca dei fidi e la richiesta di rientro dei finanziamenti in corso. È aberrante, soprattutto vogliamo sapere, dice l'avvocato, perché l'istituto di credito non abbia concesso un prestito
garantito al 100% dallo Stato. La questione è se le banche stiano prestando soldi solo alle aziende che sono in grado di rientrare indipendentemente dalla garanzia statale. Niente prestito dallo Stato, di Stato, e scatta la segnalazione, denuncia Il Giornale in prima pagina. Mentre quanto è triste la serie ASL, il governo rovina pure il calcio, salta Juve Napoli e poi Casaleggio che seppellisce i 5 Stelle carrieristi e finisce epurato. Volano gli stracci sul blog, ma c'è anche il processo sulla nave Gregoretti a Salvini. La assoluzione di Salvini, tra virgolette assoluzione, apre la sagra dei rosiconi. Il fronte antileghista è rimasto parecchio deluso dall'esito dell'udienza preliminare a Catania. L'accusa di sequestro di persona per gli immigrati fatti restare a bordo della nave Gregoretti si sgretola, il PM ha chiesto l'archiviazione. Il giudice rileva molte contraddizioni e per giunta tira in mezzo Conte, Di Maio e gli altri ministri, nessuno di loro leghista. La grande rosicata di chi sognava un processo per sequestro di persona per Salvini si consuma in silenzio, ma in altri casi si manifesta in modo evidente. Qualcuno non trattiene la delusione, come Roberto Saviano che la fa esondare sui social, ma non è il solo così. Ricorda Il Giornale in prima pagina. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ed ora che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti buongiorno dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. La staccatura responsabile del maltempo di questi giorni sposta oggi il suo minimo a ovest dei Paesi Bassi e le correnti in quota si dispongono dai settori occidentali. Ne consegue un miglioramento delle condizioni meteo. Previsioni questa mattina ancora in parte nuvoloso con possibili piogge e qualche rovescio sulla fascia prealpina e nevicate locali sulle Alpi orientali, via via asciutto e soleggiato su tutta la regione. Fresco con temperature nella media del periodo e massime tra 14 e 17 gradi.
Martedì soleggiato al mattino, passaggi nuvolosi nel pomeriggio con possibili rovesci in montagna e qualche nevicata oltre 2900 metri. Temperature massime in lieve aumento, ventilato da nord in serata. Mercoledì generalmente ben soleggiato e asciutto, ventilato da nord al mattino e anche nel pomeriggio con favogne in area pedemontana. Temperature in sensibile aumento. Tendenza giovedì soleggiato asciutto con temperature in lieve diminuzione. Venerdì inizialmente soleggiato, poi graduale aumento della copertura nuvolosa ma ancora asciutto. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Allora, torniamo in onda con la mattinata alle ore 9:30. Piccola Patria e Subalterni, la terza puntata del programma di attualità politica e di cultura di Francesco Borgonovo qui su RPL, poi il commento sui fatti del giorno con Daniele Capezzone alle 10:15, alle 10:30 riascolterete fino a mezzogiorno gli estratti principali della 3 giorni di Catania e poi dalle 12 alle 13 Talk, le parole della realtà live, condotto oggi da Moira Romano con un argomentino da niente. Oggi si parla d'amore a RPL. E Potere al Popolo poi di Sammy Varin a partire dalle ore 13, che si occuperà di disabilità e anche di altre questioni. Tra gli ospiti l'assessore ai beni culturali della regione Sicilia Samonà, il presidente della commissione sanità in Lombardia Emanuele Monti. E poi appunto non ci sono limiti nella vita. Ale Coppola, eletto sabato scorso Mister Special d'Italia nella tappa di Andria del concorso per ragazze e ragazzi speciali disabili. Intanto torniamo ai quotidiani di oggi. Dalla prima pagina del Giornale, il virus che si porta via Kenzo, lo stilista 81enne. E poi Indro Montanelli, 60 anni fa il suo reportage su Israele. Grazie a quel libro di Indro Montanelli, Israele si sentì meno solo. Mentre Gianmica Lessin si occupa, poi avremo modo, se abbiamo tempo, anche di tornare sullo psicodramma del Movimento 5 Stelle. Il fondatore dissociato, Casaleggio, il titolo del pezzo di Francesco Del Vigo all'editoriale, ma c'è anche il commento di Gianmica Lessin con la foto del Papa in prima pagina, l'enciclica del Papa, tutti fratelli, meno i cristiani perseguitati, fratelli tutti, meno noi, o meglio, meno i cristiani perseguitati, meno la Chiesa che soffre, meno tutti i nostri fratelli uccisi, torturati, imprigionati, emarginati per la loro fede. La strana, sconcertante omissione balza agli occhi scorrendo gli argomenti dell'ultima enciclica di Papa Bergoglio. Un'omissione non da poco, scrive Michele Sin, anche perché nel capitolo dedicato a religioni e violenze la parola cristiani non compare mai. E l'unico vago riferimento a una persecuzione anticristiana lo si intravede, scrive Gian Michele Sin, quando il Papa auspica nella sua enciclica appunto che nei paesi in cui siamo minoranza ci sia garantita la libertà, così come noi la favoriamo per quanti non sono cristiani laddove sono minoranza. Eppure, scrive Michele Sini, 260 milioni di cristiani vittime di abusi, discriminazioni e violenze sono la comunità religiosa più perseguitata del mondo. Soltanto nel 2019, secondo la Watch List 2020 compilata dall'ONG americana Open Doors, le violenze anticristiane sono costate la vita a 2.983 nostri fratelli. Un'autentica strage perpetrata dalla Nigeria alla Siria, dall'India alla Corea del Nord, a cui si aggiungono 9.488 attacchi a luoghi di culto, 1.052 rapimenti a scopo di estorsione, 3.711 fra arresti e detenzioni arbitrarie, 8.537 fra abusi e violenze sessuali. Un panorama di atrocità completamente dimenticato da un'enciclica che dedica al tema dei migranti l'intero quarto capitolo, buona parte del secondo. Come se non bastasse, anche quando esorta a non dimenticare orrori come la Shoah, le stragi di Hiroshima e Nagasaki, le persecuzioni e i massacri etnici, si stenta a ravvisare la presenza di una persecuzione ai danni dei cristiani. E proprio mentre il Nagorno-Karabakh è di nuovo sotto le bombe dell'Azerbaigian e degli alleati turchi,
Manca qualsiasi riferimento al genocidio del popolo armeno, uno dei più grandi orrori subiti in epoca moderna da una comunità cristiana. Ma manca, osserva Gian Michalessin, anche qualsiasi riferimento al più recente dramma dei cristiani perseguitati dall'ISIS a Mosul prima e in Siria poi, come è assente qualsiasi accenno alle vicissitudini di una Chiesa cattolica cinese costretta a fare i conti con la distruzione delle proprie chiese, la rimozione dei simboli sacri e la sottomissione di preti e sacerdoti ai diktat del Partito Comunista. La rimozione di queste vessazioni appare ancor più singolare alla luce delle raccomandazioni di un Papa attentissimo nel descrivere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti, scrive il Papa. Peccato, conclude Gian Michalessin su Il Giornale, che su quella barca non vi sia posto per il dolore e le lacrime dei nostri fratelli nella fede. Con questo lasciamo anche la prima pagina del giornale e andiamo a dare un'occhiata a Repubblica e Stampa, poi La Verità è Libero. La Repubblica apre il suo primo piano con i contagi, l'allarme di Conte e lo scontro sulle regole del calcio. Attenzione altissima, ha detto il Premier, ma interventi con proporzionalità. Numero chiuso per feste ed eventi privati, stretta sugli orari dei locali pubblici. Non si gioca Juve-Napoli, duro confronto fra il ministro Speranza e la Lega di Serie A. Trump forse a casa già oggi, massima allerta a Parigi, chiusure di bar nella capitale francese. E sempre dal primo piano di Repubblica, basta muri, basta nazionalismi, la nuova enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, salviamoci insieme, il Covid non è un castigo di Dio, migrare è un diritto. Ogni difficoltà si supera con fraternità e con solidarietà, scrive Repubblica in prima pagina. Sono ben 3 le pagine che Repubblica dedica all'enciclica del Papa, il virus non è un castigo divino, si guarisce insieme, siamo sulla stessa barca, i segni di un ritorno all'indietro, i timori per i nuovi nazionalismi, l'inno alla fratellanza nei giorni più tormentati. Il messaggio all'Angelus: è brutto vedere chi ha autorità nella Chiesa cercare i propri interessi, bisogna servire e non sfruttare gli altri. Mentre sempre da Repubblica andiamo di nuovo alla prima pagina, citiamo anche gli altri titoli più evidenti, oltre al Papa e al governo. C'è spazio anche per il reportage di Pietro del Re dal Caucaso sotto le bombe. La guerra arriva nelle città. Poi lo vediamo a pagina 16-17. Intanto, altro pezzo, Timothy Garton Ash, dopo 30 anni cosa resta della Germania? Buon compleanno alla Germania. Sabato 3 ottobre, anniversario della riunificazione del 1990, ha compiuto 30 anni. Un momento, in realtà non ne ha 71, se si contano a partire dall'istituzione della Repubblica Federale nel 49 o 149 risalendo alla prima unificazione 1871, 1220 considerando l'incoronazione di Carlo Magno. Dopo 30 anni cosa resta della Germania riunificata? Mentre diamo un'occhiata, dicevamo, anche al primo piano dedicato da Repubblica con l'ottimo Pietro del Re al Nagorno-Karabakh. Al Caucaso la guerra si sposta nelle città, rischio massacro, bombe su Stepanakert e Gania. Il conflitto disegna nuove alleanze, Russia e Iran con l'Armenia contro la Turchia, Israele al fianco di Baku, scrive Pietro del Re. Baku, Azerbaigian. Ankara ha inviato jihadisti siriani in territorio dell'Azerbaigian. Ai due paesi fratelli si è unita Israele, che vende armi a Baku in cambio di petrolio e che ha lì un punto di osservazione sul nemico iraniano, scrive Repubblica. Mosca ha invece un accordo di difesa con Yerevan. L'Iran invia uomini per contrastare l'espansionismo neo-ottomano turco. Anche il leader francese Macron si è schierato col Nagorno-Karabakh. L'urlo della sirena antiaerea squarcia il silenzio imposto dal coprifuoco, prima e dopo ogni esplosione di un bombardamento che negli ultimi 2 giorni si è fatto pressoché incessante, al ritmo di una quarantina di colpi all'ora, racconta l'inviato di Repubblica da Stepanakert nel Nagorno-Karabakh, Pietro del Re. I razzi sparati dall'Azerbaigian cadono ovunque, sull'ospedale, sulle abitazioni civili, sulle arterie di Stepanakert, la capitale della Repubblica secessionista del Nagorno-Karabakh, al solo scopo di terrorizzare, si direbbe, una popolazione che ormai vive negli scantinati delle case. All'8° giorno dall'inizio dell'aggressione azera contro questa enclave di montagna a maggioranza armena,
Baku ha lanciato una nuova offensiva pesante, da terra con i lanciarazzi e dal cielo coi droni. Questi li abbiamo visti, scrive l'inviato di Repubblica, in azione l'altro ieri a Martakert, dove, sopra la piazza del municipio, preceduto dal sibilo mesto del suo motore, se ne sono improvvisamente materializzati un paio che hanno cominciato a sparare contro i pochi anziani ancora rimasti in questa malconcia cittadina, ferendo gravemente uno di essi. Dal palazzo del comune si sono affacciati 3 uomini con vecchi Kalashnikov che hanno cercato di replicare ai droni senza scalfirli, ma facendoli arretrare di poche centinaia di metri. È sulla linea del fronte meridionale dove si concentrano gli scontri tra gli eserciti che si contano più vittime, dice Ararat Peteyan, capitano dei corpi speciali armeni, che avevamo incontrato martedì e che ritroviamo a Stepanakert, dove è appena rientrato perché ferito a una mano. Peteyan conferma il diretto e inedito coinvolgimento militare di Ankara. Ho perso 4 uomini del mio gruppo, tutti addestrati a combattere nelle condizioni peggiori, ma contro le bombe sganciate dai cacciaturchi non hanno avuto scampo. Soltanto sabato sono morti 51 soldati armeni. È in queste ore che si decide delle sorti della guerra. Se nessuno interverrà, oltre a una grave catastrofe umanitaria, ci saranno orrendi massacri. Ieri, dopo aver dichiarato di aver liberato la città strategica di Yabrail dal giogo dell'occupazione armena, anche l'esercito azero ha parlato di vittime civili provocate da colpi di artiglieria lanciati per rappresaglia contro villaggi e città del suo territorio come Gania. Intanto, lungo la strada che porta verso il confine occidentale, incrociamo vecchi mezzi militari armeni che, in un'altra era, appartenevano forse all'Armata Rossa. Ora arrancano lentissimi, la marmita sgangherata, per portare armi all'esercito secessionista. Non lontano, una lunga teoria di pullman color malva, pieni di donne, anziani e bambini, in fuga verso l'Armenia, dove nella città di Gorish si sta già approntando un campo per accogliere i primi profughi dell'ultimo episodio di questa trentennale guerra. Grande come il Molise, ma con la metà della popolazione, appena 150.000 abitanti, il Karabakh fa da sempre gola ai suoi vicini, iraniani, russi o azeri, per via delle sue montagne ricoperte di boschi primari, per i suoi fiumi e i rigogliosi frutteti. L'ultima a rivendicare il controllo è Baku, da cui nel 91 questi armeni di montagna si sono resi indipendenti, provocando una guerra intermittente mai risolta tra le ex repubbliche sovietiche dell'Armenia e dell'Azerbaigian. Negli anni decine di migliaia di morti. Gli scontri di questi giorni, scrive ancora l'inviato di Repubblica, sono stati definiti come i più violenti degli ultimi anni, con un'inquietante novità: la presenza tra le fila azere di jihadisti siriani al soldo della Turchia, come hanno denunciato il ministro degli esteri russo e il presidente francese Macron. È la conferma dell'arrivo degli islamisti ai nostri confini, che spinge le famiglie alla fuga, perché terrorizzate dall'idea che il conflitto, che li funesta da decenni, possa trasformarsi in guerra religiosa con loro nel ruolo degli agnelli sacrificali, dice Jacob Suren, parroco della chiesa del San Salvatore di Stepanakert. Ma quest'ultima fiammata di violenza, scrive ancora Pietro Del Re su Repubblica, sta anche ridisegnando le alleanze nella regione, anzitutto consolidando la storica unione tra Turchia e Azerbaigian, che è stata nuovamente siglata dal bellicoso atteggiamento del presidente Erdogan, accusato di buttare benzina sul fuoco. Ai 2 paesi fratelli, perché entrambi musulmani e perché gli azeri sono di origine turca, si è più o meno apertamente unita a Israele, che in Azerbaigian può godere di un punto di osservazione strategico sul nemico iraniano e che vende armi a Baku in cambio del petrolio. Il 1° ottobre l'Armenia ha perciò richiamato il suo ambasciatore a Gerusalemme. Nell'altro campo ci sono anzitutto i francesi, con Macron che in questi giorni si è schierato a fianco del popolo del Karabakh, anche per via della popolosa comunità armena francese, 600.000 persone. C'è poi l'Iran, che dal confine armeno sta inviando i suoi miliziani al fronte per contrastare quello che considera l'espansionismo neo-ottomano nella regione. C'è infine la Russia, che deve ancora decidere e conquistare, perché appoggiare Baku significherebbe perdere terreno in Azerbaigian, che sarebbe immediatamente occupato da Ankara. Non reagire sarebbe invece interpretato come un segno di debolezza russo nel sud del Caucaso, perché Mosca e Yerevan sono legate da un accordo di difesa che non riguarda però il Karabakh. Finora, conclude l'inviato di Repubblica,
Putin aveva giocato su due registri, vendendo armi a entrambi i paesi belligeranti, ma adesso che il conflitto si internazionalizza sarà costretto a difendere l'Armenia dall'aggressione dell'Azerbaigian. Il che sarebbe un paradosso, perché il capo del Cremlino è per natura più vicino al rude presidente azero, Aliyev, che al primo ministro armeno Pashinyan, ex giornalista d'inchiesta, pacifista, paladino della giustizia, che 2 anni fa ha sconfitto il regime post-sovietico armeno. Così su Repubblica Pietro del Re. Mentre diamo un'occhiata anche alle altre prime pagine, andiamo adesso alla Stampa di Torino. Vediamo subito, chiedo scusa, dalla Stampa la prima pagina. L'apertura dedicata alle maxi multe in arrivo per chi è senza mascherina, previste sanzioni fino a 3.000 euro, anticipa il Quotidiano di Torino. Conte dice che il nemico non è ancora sconfitto, cresce l'allarme per l'aumento dei contagi. Nel vertice di ieri sera è stata avanzata l'ipotesi di infliggere multe pesanti fino a 3.000 euro per chi non porta la mascherina. Il premier Conte dice che il nemico non è ancora sconfitto. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un'intervista alla Stampa chiede più rigore per far rispettare le regole, ma non cediamo alla caccia alle streghe. Poi alluvione, il mare restituisce 6 vittime, per il ministro Costa è colpa dei comuni che non spendono. Il giorno dopo il sisma, il reportage da Limone Piemonte di Giuseppe Salvaggiulo, isolate 100 famiglie. È come un terremoto, glielo dice uno che se li ha fatti tutti, dice Guido, volontario di protezione civile dal 91, quando Rebecca, vice sindaca, aveva 1 anno. Ora sono insieme in questa sala operativa improvvisata e gelida. In Val Tanaro mancano corrente e acqua, il fango non fa più paura, lo laveranno via dalle strade, dai negozi del centro di Garessio, dove si sono trovati con l'acqua del Tanaro all'altezza del bancone. Lo sciacqueranno dalle divise dei vigili del fuoco. Scrive la Stampa, il paradiso dello sci che fa i conti col disastro. È come un terremoto, siamo stremati da Limone Piemonte, il reportage della Stampa. 50 case danneggiate, 100 famiglie isolate nelle frazioni, in giro soltanto soccorritori e gru. Il sindaco di Limone dice siamo duri, ce la faremo. Giovanni Mosso, pizzaiolo a Limone Piemonte, ho speso tutti i risparmi per quella casa che ora è nel fiume. E poi c'è l'altro reportage dalla Val Tanaro, nella valle di confine è rimasta isolata, molte frazioni ora sono irraggiungibili. Dopo 48 ore le autorità non sono arrivate. Il fiume Tanaro è diventato un mostro, distruggendo strade e ponti. Manca elettricità e acqua potabile. La strada per risalire la valle è esplosa, l'acqua ha sollevato l'asfalto per metri. Gli abitanti dicono se avessero dragato il letto del Tanaro questo non sarebbe capitato. Così la Stampa sul nord-ovest devastato. Burocrazia, inchieste, adesso Brigitte, la maledizione del traforo del Tenda. I Savoia impiegarono 9 anni per lo scavo, ne sono serviti 12 per aprire il nuovo cantiere, la fine lavori spostata al 2024, ma ci saranno altri ritardi. La foto della voragine che si è aperta sul versante francese a pochi metri dall'accesso al tunnel storico del Tenda e poi il cantiere della nuova galleria che si vede in foto. Il Piemonte punta sulla ferrovia Cuneo, Nizza e Ventimiglia per salvare lo sci a Limone. Così la Stampa di Torino, mentre sempre dalla Stampa va segnalato in primo piano il pezzo dedicato al calcio. Juve-Napoli non si gioca, scontro fra governo e calcio. E poi ancora le picconate del Papa ai muri del mondo, il vaticanista Domenico Agasso Junior sull'enciclica di Francesco. La pandemia non è un castigo di Dio, è la realtà che geme e si ribella. L'emergenza sanitaria globale è servita a dimostrare che nessuno si salva da solo, se ne potrà uscire tutti insieme attraverso la solidarietà. Tempo di abbattere muri e disinnescare le chiusure dei nazionalismi, scrive la Stampa. Dalla Stampa però passiamo alla Verità. La Verità apre la sua prima pagina, adesso lo vediamo, con la foto di Giorgia Meloni, l'intervista di Luca Telese, a me i voti dei 5 Stelle delusi e la destra che ritorna a casa, ma il titolo principale è l'inchiesta sui fondi vaticani. Spunta la donna legata a Becciu. Il cardinale dice mi hanno detto di stare zitto. Le indagini degli uomini del Papa portano a una 39enne sarda di casa nei Sacri Palazzi, dove sarebbe stata pagata per curare i rapporti internazionali. Vanta contatti con la massoneria e col faccendiere Flavio Carboni, sempre lui. Nelle indagini sulla gestione delle finanze vaticane da parte del cardinale Becciu, già prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi,
Una nuova pista porta sempre in Sardegna, infatti a destare l'attenzione degli investigatori della Santa Sede, scrive Giacomo Amadori, non sono solo i cospicui aiuti ai 3 fratelli imprenditori del Porporato Becciu, originario di Pattada, Sassari, ma anche alcuni bonifici inviati dai conti riconducibili a Becciu e al suo vecchio ufficio a Cecilia Marogna, 39enne cagliaritana. A Roma i 2 sono stati avvistati insieme. La donna, a quanto risulta, sarebbe entrata in Vaticano presentata come nipote del cardinale. Di lei sanno che vive a Milano, dove il compagno, anche lui sassarese, svolge attività imprenditoriale. La signora sarebbe stata ingaggiata per curare rapporti internazionali. Gli inquirenti vogliono capire se si tratti di consulenze regolari, denaro sospetto verso una donna, la dama di Becciu, scrive La Verità, che scuote il Vaticano. Cecilia Marogna, sarda, 39enne, aveva consulenze oltre Tevere, era conosciuta come la nipote del cardinale, ha avuto rapporti con Flavio Carboni e la massoneria. Il prelato dice: mi hanno detto di stare zitto. Mentre c'è un'intervista di Alessandro Rico a Nicola Bux, teologo, già consultore della Congregazione per il Culto Divino e della Congregazione per la Dottrina della Fede e delle Cause dei Santi, è stato amico personale di Benedetto XVI e legge la crisi della Chiesa come figlia del disinteresse per la liturgia. Francesco doveva sapere di Becciu. Impensabile che la segreteria di Stato compia operazioni rilevanti senza autorizzazione del Papa. La Chiesa, povera per i poveri, è utopia. Nemmeno San Francesco ne parlò. Anche lui aveva chi lo aiutava, dice Don Nicola Bux. Si comincia trascurando la liturgia e si finisce con la morale stravolta. I preti mondanizzati hanno responsabilità nella scristianizzazione. Così sulla Verità. Sempre dalla Verità poi Maurizio Belpietro, i consigli interessati di Renzi a Zingaretti, il bullo rivuole il Partito Democratico e poi il campionato che è già un pastrocchio. Juve-Napoli è un caso, scrive Fabio Amendolara. Gli azzurri non partono per le indicazioni della ASL. La Lega Calcio si gioca. Ronaldo e compagnia verso il 3-0 a tavolino. Vertice da Conte sulle nuove restrizioni, scrive ancora La Verità. E poi ancora dalla Verità in prima pagina le interviste del lunedì. Oltre a quella a Don Nicola Bux, Monsignor Bux, che abbiamo già visto, Giovanni Floris, povere sardine si sono messe nella rete da sola, e l'europarlamentare leghista Antonio Maria Rinaldi. Se la Merkel sterza a sinistra non si va nel PPE. L'intervista è di Daniele Capezzone a pagina 9. Se la Merkel sterza a sinistra, la Lega non ha spazio nel Partito Popolare Europeo. I veri sovranisti, Macron e la cancelliera. Noi critichiamo certe regole dell'Unione Europea per cambiarle. I rapporti con Giorgetti ottimi. Sul Recovery Fund Conte non doveva alimentare troppe aspettative, arriveranno meno dei 209 miliardi in tempi lunghissimi. Sempre però dalla Verità c'è da segnalare ancora il commento di Francesco Borgonovo sull'enciclica di Papa Francesco che si ispira a un islamico. Il suo santo, Francesco, un po' meno, ricorda Borgonovo. Ad Assisi riposa un soldato, non un ecologista. Il Papa ha firmato l'enciclica sulla tomba di San Francesco, troppo spesso dipinto da chi vuol sovrapporlo a questo pontificato come un sognatore zeppo di buoni sentimenti. Al contrario, si impegnò nella difesa dei luoghi sacri senza mai piegarsi agli islamici. Nell'immaginario l'hanno fatto quasi diventare precursore del terzo mondismo. Immaginava se stesso in palazzi pieni di armi fregiate con la croce di Cristo, e volendo aggiungere una ulteriore pennellata multiculturale all'enciclica del Papa, si può ricordare che nella composizione del nuovo testo, per ammissione dello stesso Papa, ha fatto da stimolo, tra gli altri, il grande imam Ahmed Al-Tayeb, che con Francesco è da tempo in ottimi rapporti, un legame che resiste a dispetto di episodi poco piacevoli di cui l'imam si è reso protagonista nel corso degli anni, tra cui la partecipazione a un programma televisivo egiziano in cui legittimò la violenza sulle donne. L'enciclica diffusa ieri è stata firmata ad Assisi sulla tomba di San Francesco. Così, Borgonovo in prima pagina sulla Verità. E sempre dalla Verità, il guru del gender che usava bimbi come cavie, il dizionario di Silvana De Mari, che si occupa di John William Money, psicologo e sessuologo neozelandese, ma anche Maria Giovanna Maglie. Ho visto Salvini e Giorgetti, ma non una Lega spaccata, il fantasma del centro. Com'è che io, questa Lega divisa, dilaniata addirittura, come titolava il giornale,
e non da solo, tra quelli che spingono verso il centro e gli altri che resistono eroicamente a un estremo che non si sa cosa sia, ma di sicuro è disdicevole. Com'è insomma che io questa Lega così dilaniata a Catania non l'ho vista? Si domanda Maria Giovanna Maglie. Eppure ho l'abitudine di andare in giro con occhi e orecchie aperti, anche quando sono lì per un'intervista a un leader come Salvini che stimo. Anzi, proprio perché lo stimo sarei sensibile al problema se lo vedessi debole. Ma a Catania ho visto parlamentari, amministratori, militanti, elettori fieramente preoccupati e indignati per una gigantesca puttanata, qual era il processo che si è aperto sabato e che era talmente strampalato che ci hanno pensato magistrato e giudice, oltre a una straordinaria Giulia Bongiorno, a rimetterlo sulla giusta carreggiata. Un boomerang per i mestatori. Ho visto gli altri leader del centrodestra presentarsi perché non ci fossero equivoci, ma tant'è, questa storia di Salvini indebolito, della Lega delusa, del centrodestra spaccato, è il dibattito fasullo che dura da più di un anno, a partire dalla sovrastruttura tutta italica, per cui se uno lascia un governo nel quale non gli fanno fare quel che è necessario per la nazione è un fesso. Se un avvocato miracolato cambia governo e rinnega quel che aveva fatto pochi mesi prima, se manipola la paura degli italiani di un virus che avrebbe potuto fermare all'insorgere, se ne approfitta per governare a colpa di decretini, quello è un furbo. Peggio, oggi la nuova virtù civile è la mascherina su tutto il giorno, a danneggiare la testa e l'ossequio all'Europa della Merkel a piegare la schiena. Ha cominciato Paolo Mieli spiegando a Salvini che se vuole sopravvivere deve andare al centro, la Lega cambiare nome, iscriversi al PPE e il leader ritirarsi a fare il sindaco di Milano, la Meloni quello di Roma. Ha proseguito Gianni Riotta spiegando a Salvini in TV che sarà il caso che stia con la Merkel o è morto. Anche un tweet: occhio che l'aria cambia nella Lega. Casi interessanti, osserva Maria Giovanna Maglie, di giornalisti di opinioni e simpatie opposte che si intromettono nella vita di un partito indicandogli l'agenda. Ma se sono giornalisti di parte opposta, anzi se la Lega e Salvini stanno loro sulle palle, che credibilità mai possono avere? Certo, a Catania il responsabile esteri della Lega Giorgetti ha detto più che legittimamente che non si può andare avanti se non dialogando con Merkel e con la CDU, il lei partito. Ha risposto subito dopo il responsabile economico della Lega Bagnai spiegando che il problema non è dialogare, sono le risposte che ti danno. Per esempio, se vogliono abbassare le pensioni e alzare l'IMU, grazie no. Non è questione di essere centristi o estremisti, è questione di non essere coglioni e anti-italiani. La sera, intervistando Salvini, l'argomento Europa l'ho tirato fuori io, scrive Maria Giovanna Maglie. La risposta di Salvini è stata 2 volte limpida. Non parlo con chi vuol farmi fare politiche anti-italiane, con chi vuol far pagare ancora di più la tassa sulla casa, vuole abbassare le pensioni, reintrodurre politiche sciagurate di austerità. Silvio Berlusconi, nel 2011, conclude Maria Giovanna Maglie, non credo abbia dimenticato di essere stato tolto di mezzo a colpi di spread e risatine di Merkel e Sarkozy. Un dossieraggio senza fine, alimentato anche dall'inquilino del Quirinale e voluto certamente oltreoceano, dove c'era quell'angelo di Barack Obama e non quel puzzone di Donald Trump. Ma il complotto partì dal PPE, al quale Berlusconi era e rimane iscritto. Oggi, osserva Maglie, la cedevolezza ubbidiente del governo attuale e del ministro Gualtieri. A cosa ha portato? Leggetevi una recente intervista del governatore della Banca Centrale olandese che vi spiega come fin dall'inizio fosse chiaro che loro ci dovevano guadagnare, noi avremmo dovuto rimetterci. Oggi, nell'emergenza virus, l'inadeguatezza dell'Unione Europea è palese. Una recessione doppia rispetto alla media del G20, noi in fondo. Gli altri paesi sviluppati e senza euro stampano soldi e li fanno avere ai cittadini. Noi discutiamo del Recovery Fund. E dilaniata sarebbe la Lega? Così Maria Giovanna Maglie. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione. Senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Le notizie, la compagnia. La musica, scelta da chi la ama, la conosce e la vive. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Tra poco con noi, come sempre, tra qualche minuto, Riccardo Molinari, come tutti i lunedì, capogruppo nella Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Intanto dalla prima pagina della Verità passiamo alla prima pagina di Libero. Vediamo anche l'apertura del quotidiano diretto da Pietro Senaldi. L'apertura di Libero oggi è dedicata alla cura antivirus. Parola di Silvio Garattini, il fondatore dell'istituto Mario Negri è ottimista sul vaccino, ma sono già in fase avanzata di studio farmaci ricavati dal siero di soggetti convalescenti. Ce n'è uno efficace a Siena, dice Garattini. Il futuro del Covid-19 dipende da noi, da come ci comporteremo nei prossimi 4-5 mesi, fin quando non arriverà il vaccino e non saranno sul mercato quei farmaci in fase avanzata di studio che sconfiggono il virus. Possiamo riuscire ad arginarlo mantenendo comportamenti accorti, o rischiare il ritorno di una diffusione esponenziale del morbo se abbassiamo la guardia. Non è finita, siamo in mezzo al guado, l'aumento dei casi degli ultimi giorni è preoccupante e non si giustifica solo col maggior numero di tamponi, dice Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri, scienziato di poche parole, ma chiare e soppesate, scrive Pietro Senaldi. I comportamenti accorti sono sempre gli stessi, niente assembramenti, mantenere le distanze quando ci si incontra, lavarsi spesso le mani, girare con la mascherina, strumento semplice ma efficacissimo per evitare il contagio. Ho il sospetto che all'inizio della pandemia sia stata fatta circolare la voce che non servivano solo perché non le avevamo in magazzino, dice Garattini. Benché il dialogo si svolga in una stanza grande quanto un appartamento e la scrivania che ci separa superi il 1,5 metri ampiamente, il professore indossa per tutto il tempo la mascherina, pretendendo dall'interlocutore lo stesso riguardo. Vedo troppo rilassamento in giro. Non mi stupisce che nel Lazio e in altre regioni, che sono state poco toccate dalla prima ondata, siano aumentati i contagi. Qui in Lombardia abbiamo sofferto molto in primavera e lo si vede nei comportamenti della gente, siamo più attenti. L'altro giorno ero a Roma, i comportamenti della gente in strada mi hanno inquietato, manca la prudenza. Non voglio fare allarmismo, siamo distanti dalla situazione di marzo, la curva dei contagi sale lentamente, non c'è crescita esponenziale, ma avanti di questo passo è possibile che la trasmissione del virus acceleri e diventi fuori controllo. Non dimentichiamo l'esperienza dell'anno passato, il Covid-19 era in Italia già a novembre, è stato rinvenuto nelle acque fognarie, ma la situazione è diventata drammatica solo 3 mesi dopo. Il picco per Natale non sono un indovino, risponde il professor Garattini. La verità è che di questo virus sappiamo ancora pochissimo. L'unica cosa che vediamo attualmente con chiarezza è molta nebbia, perché è in grado di uccidere e colpisce violentemente il 20% degli infetti, ma è praticamente asintomatico sulla maggioranza dei contagiati. A qualcuno attacca i reni, ad alcuni il cuore, per altri si ferma i polmoni. Le altre epidemie finora sono state tutte differenti. I malati avevano più o meno gli stessi sintomi e reazioni più uniformi. La SARS se n'è andata da sola e non si è mai capito perché. Le altre epidemie sono state sconfitte dai vaccini o dall'immunità di gregge dopo aver causato un buon numero di vittime. Al nord ci si ammala meno che al sud. C'è immunità di gregge? Scientificamente è sbagliato dire questo, osserva Garattini. Certo, in Lombardia una percentuale molto più alta della popolazione è già venuta in contatto col virus e questo comporta una sua ridotta circolazione. Ho sentito di casi di ricadute in Estremo Oriente, pochi casi, però è tutti da verificare. Sono numeri che non hanno dignità scientifica, almeno su questo non farei allarmismo. Quanto al fatto che alcuni paesi stanno chiudendo, anche in Italia c'è chi inizia a parlare di lockdown. Non credo che si farà, risponde Garattini, confido che non si torni a una situazione che possa giustificarlo. Altra cosa è istituire zone rosse ben circoscritte laddove si sviluppino focolai. Forse il più grande errore della gestione della prima ondata fu quando non venne imposta la zona rossa a Nembro e ad Alzano Lombardo. La chiusura è una mossa preventiva, ma si parla anche di farmaci capaci di sconfiggere il virus. Una terapia efficace per tutti ancora non c'è. Anche il virus attacca le persone in maniera molto diversa l'una dall'altra. Le uniche cose certe sono che l'uso del desametazone, un derivato del cortisone, riduce del 30% la mortalità dei pazienti e l'eparina è risolutiva in certi casi di infiammazione per liberare i capillari ostruiti e permettere al corpo di ossigenarsi. Così il professor Garattini. Arriva il farmaco, sintetizza Libero, ci spero per fine anno. Sono in fase avanzata anche medicinali dal siero di soggetti convalescenti, uno efficace a Siena, dice il professor Garattini, e siamo tra i primi al mondo come
vita media, ma solo 15esimi se si parla di vita sana. In Italia gli ultimi 10 anni di vita sono per molti un calvario e quando il Covid attacca anziani con situazioni cliniche compromesse diventa letale. Così Silvio Garattini, che apre la prima pagina di Libero. Mentre il calcio è importante ma tutti se ne fregano, in balia di una SL, il titolo del commento di Vittorio Feltri. Spadafora dei 5 Stelle il ministro dello sport, tocca a lui decidere se il campionato di calcio deve proseguire, chi altro potrebbe deliberare, si dà invece il caso che in Campania sia la SL a pretendere che il Napoli non si rechi a Torino per giocare contro la Juve. E Conte è diventato un pretino, da Assisi lavora a un partito cattocomunista, scrive Antonio Socci con Giuliano Zulin in prima pagina su Libero e a pagina 4. Dopo l'omelia contro il mercato di una settimana fa, ieri il Premier ha pontificato da Assisi. San Francesco ci parla oggi più che mai, ha detto Conte, ma mentre lui pensa alle anime, chi si occupa di economia e sanità? E poi il commento di Antonio Socci, Giuseppe Conte cambia ancora faccia e sogna il partito dei cattolici, ma per sbaglio cita Licio Gelli, piano di rinascita, la P2 sostanzialmente, chiamatelo come volete, ha scritto il Fatto Quotidiano, ma non piano di rinascita come quello appunto di Licio Gelli. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, il pezzo di Giovanni Sallusti, che sarà ospite tra poco della rubrica di Francesco Borgonovo, della rubrica della Piccola Patria di Francesco Borgonovo tra poco, i subalterni, insieme anche al giornalista e scrittore Michele Silenzi, che ha scritto diverse cose anche per Huffington Post. E si parlerà sostanzialmente del politicamente corretto con Giovanni Sallusti e Michele Silenzi appunto tra poco nella diretta qui da RPL della rubrica Piccola Patria di Francesco Borgonovo. Intanto dicevamo Giovanni Sallusti si occupa della nuova enciclica del Papa Fratelli Tutti, meglio se sono migranti, titola Libero in prima pagina, la nuova enciclica di Francesco che invoca vitto, alloggio e conto per gli immigrati. In Fratelli Tutti il pontefice spiega cosa fare per gli stranieri, concedere i visti, aprire corridoi umanitari, offrire casa e lavoro. Più che una riflessione teologica pare un programma politico. In alcuni paesi, scrive il Papa, i fenomeni migratori suscitano paure, spesso sfruttate a fini politici. Si diffonde così una mentalità xenofoba, di chiusura. È inaccettabile che i cristiani condividano questa mentalità, facendo a volte prevalere le preferenze politiche piuttosto che le profonde convinzioni della propria fede, scrive il Papa. A chiudere la prima pagina di Libero, il pezzo di Azzurra Barbuto, cadono i ponti e investono sui monopattini, l'ambiente si aiuta col cemento e non con le ciclabili. E poi ancora il libro di Giovanni Sallusti, che fatica a essere uomo, bianco ed etero. A pagina 16 c'è la recensione del libro, di cui si parlerà anche nella rubrica tra poco, condotta qui alle 9.30 su RPL da Francesco Borgonovo. Giovanni Sallusti racconta nel suo libro Politicamente corretto, la dittatura democratica, edito da Giubilei Regnani, come il politicamente corretto condiziona la nostra vita. La soluzione è dire stop all'autocensura, che fatica a essere uomo, bianco ed etero. È la recensione di Renato Farina sul libro di Giovanni Sallusti. E sempre dalla prima pagina di Libero, Cottarelli, via i ministri spendaccioni, temo che useremo male gli aiuti dell'Europa, da noi la paura dei contagi ha bruciato 5 punti di PIL, in Germania soltanto 1, dice a Francesco Specchi a Carlo Cottarelli, intervistato a tutta pagina 1 e pagina 9. Cacciamo i ministri che buttano via i soldi, ho paura che useremo male gli aiuti dell'Europa, responsabilizzare i politici, stop agli aiuti di Stato e cassa depositi e prestiti nelle aziende strategiche, bisogna premiare i più bravi, dice il direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, Carlo Cottarelli. Il decreto rilancio istituisce il patrimonio dedicato, cassa depositi e prestiti, un aiuto per le grandi imprese per 10 mesi con possibilità di proroga automatica. Strano per una cosa che dovrebbe essere temporanea. Il MES è oggetto di molte fake news, tipo quella che se accettiamo Francia e Germania saranno autorizzate a mettere le mani sui nostri conti pubblici. Nell'immediato ci sarà un effetto droga, per cui in un primo momento anche i soldi dati a chi li spreca riattivano l'economia. Secondo le stime, in Italia avremmo perso circa 5 punti di PIL soltanto per la paura, la Germania solo 1. L'economia ne risente e se la salute non va bene.
Lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Per la verità va segnalato anche l'altro pezzo di Vittorio Feltri: il Corriere non paga più, è in miseria, appena 50 euro per l'articolo di una firma del Corriere della Sera. Che degrado, scrive Vittorio Feltri in prima pagina. Su Libero non è una novità che i giornali cartacei siano in crisi, tuttavia non potevamo immaginare che un colosso come il Corriere della Sera, scrive Vittorio Feltri, giungesse a bassezze di questo livello. D'ora in poi ogni articolo concordato con la direzione sarà pagato all'autore 50 euro lordi, una miseria di genere extracomunitario, mentre i pezzi inviati spontaneamente dai pubblicisti in redazione saranno pubblicati a titolo gratuito. Queste novità sono state comunicate ai cronisti con una lettera collettiva che ha suscitato lo sconforto di tutto l'organico, scrive Vittorio Feltri. Qui Parlamento. E intanto io do il benvenuto e il buongiorno, e lo ringrazio come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti. Allora direi di massimizzare il nostro dialogo anche coinvolgendo gli ascoltatori per questo quarto d'ora che abbiamo, linee aperte e WhatsApp al 346 6427 756, interventi allo 02 66 20 35 29. Intanto ti chiedo qual è la situazione secondo le tue informazioni ultime dei disastri del maltempo in Piemonte. Guarda, la situazione purtroppo è drammatica, sia dal punto di vista dei danni ai privati, sia dal punto di vista dei danni alle infrastrutture pubbliche, quindi credo che con quello che è successo il governo non potrà che dichiarare lo stato di emergenza, come già richiesto dalla Regione Piemonte, come insomma cercheremo di chiedere tutti quanti. Il problema è che questa sta diventando un'abitudine, nel senso che ogni autunno, quando qui sono le prime piogge, parti del Piemonte vengono completamente devastate. Quest'anno, diciamo, in questa occasione, quest'anno la mia zona, quella del Sud Piemonte, è stata più risparmiata ed è stata colpita in maniera pesantissima la zona del nord del Piemonte, Verbano Curiossola, l'asta della Sesia, la Valsusa, poi c'è la Val d'Aosta anche, in parte anche la Liguria occidentale, però diciamo che si è concentrato lì soprattutto sul Sesia il problema. Il dato però che ogni anno c'è una fragilità del territorio che è evidente, e da un'altra parte c'è anche da considerare che molto spesso alcune di queste alluvioni sono anche causate dalle opere che sono state fatte per contenere il corso dei fiumi e dei rii, con la massa di piogge che arrivano improvvise in poco tempo, vengono incanalati come se fossero in autostrada, e appena tolgono spazio per uscire escono con una forza enorme che crea questi disastri. Quindi il problema è molto complesso anche per trovare una soluzione. Riccardo, altro argomento, intanto ricordo che chi vuole può intervenire al volo in diretta con Riccardo Molinari, 02 66 20 35 29. La 3 giorni di Catania, quali sono gli insegnamenti fondamentali da questa 3 giorni, conclusa poi con le notizie che sappiamo, naturalmente non sto a ripeterle. Prima di tutto, dal punto di vista politico, sono fatte settimane di terrorismo mediatico dicendo che era intenzione della Lega quella di fare delle pressioni sui magistrati, di cercare lo scontro, di voler forzare la mano. In realtà sono svolte 3 giorni di dibattiti, comizi, manifestazioni, incontri pubblici da parte della Lega distante dall'area del Tribunale, senza nessun tipo di provocazione, parlando di politica, ricordando ovviamente che eravamo lì per solidarietà nei confronti di Matteo Salvini, ma senza voler entrare nel merito della vicenda, mentre invece fuori dal Tribunale ci sono state delle manifestazioni dell'altra parte, della sinistra, dove si chiedeva la giustizia di piazza nei confronti di Salvini. Quindi noi riteniamo molto grave questo, e si è vista la differenza tra noi e loro, nel senso che chi puntava il dito di fatto invece è chi vorrebbe mettere pressione sul sistema per fare un processo politico a Salvini. Poi, per come è andata la vicenda, non possiamo che essere soddisfatti in attesa che la questione si chiarisca definitivamente, perché il fatto che il PM abbia chiesto l'archiviazione sul nuovo procedere è sicuramente una buona cosa per la difesa, ma anche il fatto che il GUP abbia chiamato a testimoniare i ministri di allora e il ministro degli interni di oggi per verificare se, come risulta, la procedura per lo sbarco di migranti è la stessa adesso come a quei tempi,
dimostra quello che abbiamo sempre detto, che la scelta del 5 Stelle di mandare a processo Salvini era una scelta meramente politica, ipocrita, non basata sul merito delle questioni, ma basata sul fatto di voler usare il processo per far fuori un avversario politico. Ora vediamo cosa deciderà il magistrato, ma per come si è incanalata la vicenda non possiamo che essere soddisfatti. Altro argomento, abbiamo appena fatto una rassegna stampa centrata su questo, il governo starebbe per approntare un nuovo DPCM, un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere presentato oggi in Consiglio dei Ministri. C'è anche un passaggio parlamentare promesso dal Presidente Conte. Mascherine all'aperto, chiusura dei locali anticipata, feste private a numero ridotto tra le misure nazionali che superino anche la competenza delle regioni contro il coronavirus. Il tuo giudizio? Aspettiamo come sempre di leggere, di ascoltare in Parlamento che cosa diranno, non do giudizi preventivi. Sicuramente non è sopportabile quello che continuiamo a vedere, cioè il fatto che lo stato di emergenza e che di misure limitative della libertà personale dei cittadini vengano prima discusse sui giornali che in Parlamento. Anche adesso tu giustamente mi fai una domanda su un tema rilevante per la vita delle persone. Sì. Io sono capogruppo del primo partito italiano e non so risponderti perché noi non ne sappiamo niente, come ha ricordato anche Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Forza Italia. Cioè in Parlamento di questo non si è parlato, quindi vogliamo sapere, uno, quali sono i dati che portano a fare questa scelta e che il governo non si trinceri più dietro al discorso che lo fa perché lo vuole il Comitato Tecnico Scientifico, anche perché quanto è stato desecretato dai verbali ha fatto evidenziare che le scelte sono tutte politiche, quindi gli scienziati danno dei consigli, ma poi c'è la politica che decide, quindi il governo deve assumersi la responsabilità di quello che sta facendo, deve spiegarci perché lo fa e deve confrontarsi col Parlamento sulle misure. Quindi non do un giudizio preventivo. Certo è che su questa vicenda Covid, l'abbiamo già detto tante volte, si sentono opinioni davvero discordanti anche tra gli stessi medici, tra gli stessi scienziati. C'è chi dice oggi che il virus ha perso di pericolosità, in qualche modo la scarsa pressione sulle terapie intensive porterebbe a pensare questo. C'è chi dice invece attenzione perché il virus in questo momento non è letale, non è così forte perché la carica virale è molto più bassa, adesso il virus è molto meno aggressivo, anche perché siamo ancora in un periodo stagionale in cui non girano le influenze e i raffreddori e quindi il virus è meno forte. Io non sono un medico, non sono uno scienziato, quindi non lo so. L'importante è che qualunque cosa venga decisa sia dibattuta col Parlamento e il Parlamento sia coinvolto. Diversamente continuiamo a usare lo stato di emergenza e la paura dei cittadini per porre il governo sopra la legge. Questo lo contesteremo sempre. Allora, dragare i fiumi, scrive un ascoltatore via WhatsApp al 346 6427 756 e poi c'è un ascoltatore che ha apprezzato il tuo intervento a Catania, ce lo fa sapere via un'ascoltatrice, anzi via WhatsApp. Intanto Riccardo, uno sguardo anche al calendario di questa settimana alla Camera, decreto agosto per il rilancio dell'economia. Poi c'è la relazione del ministro Speranza, se non sbaglio domani mattina, sulle misure di contenimento anti-Covid, e nelle quali appunto ancora si sa quello che hanno anticipato i giornali, e poi c'è un altro capitolo in diretta Rai, se non sbaglio, sempre martedì nel pomeriggio, l'esame in aula della relazione Commissione Bilancio sul mitico Recovery Fund. Mi sembra che ci sia abbastanza roba questa settimana, carne sul fuoco. Intanto però c'è anche una telefonata, l'ascoltiamo subito al volo. Pronto? Allo 02 66 20 35 29. Pronto, buongiorno. Eccoci, saluti prego. a lei Canarca e a Molinari. Innanzitutto, pronto? Sì, prego, buongiorno. Innanzitutto faccio i miei auguri a Salvini e i miei auguri tantissimo alla gente che ha avuto danni per il maltempo, perché c'è gente che ha perso la casa, sentivo, hanno investito tutti i loro risparmi, chissà se saranno mai risarciti, questo paese sta andando a rotoli. Per quanto riguarda invece l'emergenza virus che prende tutti noi, io faccio una telefonata probabilmente inutile. Sentivo gli articoli che leggeva in rassegna stampa dei vari professori. Anche Garattini, sì, sul Libero, c'è un'intervista a Garattini. Dell'ente farmacologico. Allora, ci sono veramente, dottor Canarca, professori, professionisti, virologi, nanopatologi, scienziati, ma non parlo solo di Zangrillo, che ha visibilità perché
è un medico del San Raffaele e sappiamo un po' la sua storia, ma di persone che vanno a fare negli Stati Uniti lezioni magistrali ai dottori degli Stati Uniti, italiani, che fin dal primo giorno parlano di questo virus. E veramente io adesso non sto ad elencare, però vedo che sono assolutamente dimenticati. È vero che la gente ha paura, quindi è più facile. Abbiamo capito, ho capito il suo concetto, devo essere rapido perché abbiamo poco tempo, ma intanto c'è un'altra telefonata, chiedo la massima sintesi a chi interviene. 02 66 20 35 29, con noi Riccardo Molinari. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno, sono Blanca Briceno da Torino, cofondatore di Irisbank. Volevo ricordare che c'è un grande architetto già mancato che ha trattato molto bene questi fatti di dissesto idrogeologico e si chiama Aldo Loris Rossi. Questo veramente vi ringrazio per la vostra radio e per la vostra trasmissione e anche perché vi occupate ogni tanto del Venezuela. Grazie, io sono venezuelana. Bene. Grazie. Grazie a lei, ha ricordato anche l'opera dell'architetto Rossi che in effetti ha detto molto sulla questione del dissesto idrogeologico. Intanto Riccardo, lascio a te il commento. Cito a proposito della rassegna stampa anche la prima pagina di stamani del Tempo di Franco Bechis, dove appunto si torna su questa questione del coprifuoco, il nuovo lockdown, locali chiusi alle 22 o alle 23, mascherine in tutte le regioni. È un'altra mazzata per pub e ristoranti e questa volta il governo non prevede risarcimento. Quindi, scrive Bechis, se chiudono paghino. Prego Riccardo. Sicuramente vedremo quale sarà, come ho detto prima, l'entità di queste nuove misure restrittive, ed è chiaro che comporteranno dei problemi dal punto di vista economico. Tra l'altro il settore della ristorazione e del divertimento in generale, perché voglio ricordarlo, si è parlato giustamente spesso di ristoratori, baristi, di questo tipo di locali di somministrazione che hanno avuto dei danni enormi durante il lockdown, ma io voglio ricordare ad esempio tutti i lavoratori dello spettacolo, tutte le sale da ballo, le discoteche, insomma un settore che per le varie orchestre, gli operatori fonici per i concerti, insomma c'è tutto un mondo che non ha potuto lavorare e che continua a non poter lavorare sine die. Figuriamoci se appunto adesso andiamo nuovamente a chiudere, sicuramente dei danni economici ci saranno, ma ripeto, si può fare tutto nel momento in cui si giustifica cosa si fa, si spiega perché e si danno le risorse economiche per permettere a queste categorie, a questi lavoratori di sopravvivere. L'importante è prendersi la responsabilità di quello che si fa. Quindi noi prima vogliamo ascoltare e poi capiremo insomma, che posizione tenere rispetto alle scelte del governo. Per quanto riguarda il calendario dei lavori di cui mi parlavi prima, la carne a fuoco ce n'è tanta. Sicuramente domani mattina sentiremo da Speranza qualcosa in merito al DPCM che sta per uscire, e al pomeriggio invece andrà in onda un grande spettacolo televisivo, perché dovrebbe esserci la diretta televisiva di tutto il dibattito sulle reti RAI, del dibattito sulle linee di indirizzo del Recovery Fund. E lo dico perché per chi ci ascolta da casa sarà un dibattito surreale sulla fuffa, sul nulla, perché non sappiamo ancora se questi soldi arriveranno, non c'è ancora un accordo ratificato da tutti i paesi europei, non c'è ancora un'indicazione del governo su come eventualmente spendere questi soldi, ma noi faremo il dibattito di una giornata parlamentare intera su quelle che sono le linee su cui secondo l'Europa questi soldi si possono spendere, che è una sorta di libro dei sogni dove si può fare tutto e il contrario di tutto. Quindi anche lì, quando leggerete questo, quando nel calendario si parla di Recovery Fund, non pensiamo che si tratti di come spendere questi soldi che ancora non ci sono. Per quanto riguarda il decreto agosto, piccola nota a margine, sarà un dibattito surreale alla Camera perché il decreto è stato processato al Senato e da noi starà una mezza giornata in commissione bilancio, soltanto il mercoledì, e poi il giovedì dovrebbe arrivare in aula con la richiesta di fiducia. Quindi un provvedimento su cui di fatto la Camera non toccherà palla, ne potrà fare discussione, dibattito o emendamenti. Allora, l'ultima telefonata in arrivo, pronto? Sì, buongiorno, sono Laura Neri da Bologna. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a Riccardo. Volevo chiedere una cosa veramente molto veloce e forse banale. Noi abbiamo le famose carceri piene e il reddito di cittadinanza. Possibile che non si possano utilizzare, insomma, non si possa dare un lavoro a queste persone per andare a ripulire i nostri fiumi, che in estate sono spesso e volentieri in condizioni ottime per poter essere ripuliti.
Ringrazio e auguro una buona giornata a tutti. Bene, aggiungo Fiorenza dalla Valsusa che scrive via WhatsApp: Protezione Civile, mandiamola a pulire i rii, invece di controllare il mercato, se abbiamo la mascherina fanno meno fatica. Riccardo. Allora, sulla questione dei fiumi, si è detto draghiamo i fiumi, eccetera, è una questione annosa di cui si parla. Io ho sempre parlato quando sono nato, sul dragare i fiumi sappiamo che sono delle normative deliranti, che di fatto impediscono quello che si faceva una volta, cioè la pulizia costante del fondo del fiume. Negli anni il legislatore ha cercato di mettere delle toppe, quindi in qualche modo parte del materiale adesso viene rimosso, anche se non tutto. Io non so perché siamo vittime di questa logica ideologica ambientalista per cui tirare via le piante dai fiumi fa male al fiume, però questo è un problema che in Italia c'è da tantissimo tempo, indipendentemente tra l'altro da quelli che sono i governi. Per quanto riguarda il percettore del reddito di cittadinanza, sicuramente sì. Aggiungo una cosa, che questo è previsto dalla legge, cioè io ricordo che noi questa legge qua l'abbiamo votata pur con qualche mal di pancia, ma perché era previsto che comunque il percettore di reddito nelle more, diciamo, nell'assunzione in un posto di lavoro fosse obbligato a svolgere lavori di pubblica utilità per il comune di residenza. Questo diceva la legge che noi abbiamo votato. Il problema è che questi programmi non sono stati attuati da nessuna parte. Ogni comune dovrebbe presentare un piano per l'impiego dei percettori di reddito, ma non per farli fare questo tipo di lavori, manutenzioni ordinarie nella città, servizi magari agli anziani, quei lavori che fanno ad esempio i nonni civici quando fanno attraversare i bambini per andare a scuola. Ecco, la legge già lo prevede questo, può andare a pulire i fiumi, perché no? Questo già lo prevede la legge. Il problema è che per qualche strano motivo di quella legge è stato applicato subito l'assegno immediato al disoccupato, ma non è stato applicato subito il lavoro di pubblica utilità. Ci dobbiamo salutare qua, io ringrazio Riccardo Molinari, grazie davvero. Tra poco la rubrica condotta da Francesco Borgonovo, come tutti i lunedì e i venerdì qui a RPL Piccola Patria. Grazie intanto a Riccardo Molinari. Saluto a tutti. A presto. Intanto, dopo la pausa, compleanno in musica. 5 ottobre, ma del 1743, nasceva a Verona Giuseppe Gazzaniga. Studiò musica all'insaputa del padre, che lo aveva destinato alla carriera ecclesiastica. Noi ascolteremo Perseo e Andromeda, recitativo e aria, tra pochissimo.